tanto, Vito, ci sono stati tanti recuperi dall'infermeria, la panchina è quasi al completo a parte Makumbu, ci saranno tante scelte, ci aspettiamo una parità a scacchi nel secondo tempo con i cambi di due allenatori? Sì, io se devo essere sincero, se proprio non dovessimo riuscire a mettere la partita nel verso giusto, dovessi sognare perché per affetto, per amore, per passione, per legame, un finale simile a quello dell'anno scorso di Bari, siccome Pavoletti, che è un altro di quei calciatori che io adoro, l'ha fatto l'anno scorso, io quest'anno vedrei benissimo, anche per uscire da quella che è stato veramente un incubo quest'anno, il gol di Mancoso che ti decide la stagione. Poi negli anni riveleremo anche che Mancoso è stato determinante anche nella parte di Bari. Lo spiegheremo più avanti, magari nel mio prossimo libro Leggende Rossoblu 2, dove porteremo fuori questi argomenti che sono dei segreti che molte volte si portano dietro e che vengono rivelati un po' romanzati per non offendere nessuno. Sì, e quindi stiamo già facendo degli spoiler per le prossime uscite. Non si fa così, non si anticipa troppo. O crei l'acquolina bene, ma devi dire un po' meno. Questo è marketing. Assolutamente sì, e dopo queste strategie noi continuiamo a analizzare questo match tra Sassuolo e Cagliari che andrà in scena tra pochissimo. Tra l'altro Serie A che è una delle poche che non ha scelto la contemporaneità tra tutte le partite. Questa decisione ha fatto discutere parecchio, perché poi dopo, quando andremo ad analizzare il calcio estero, vedrete che in realtà non si gioca praticamente nessun'altra partita in contemporanea, perché giocano tutte insieme a un orario diverso dalle 12:30. Quindi altre polemiche che si sono aggiunte in questo finale di campionato. Noi però adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, ma rimanete lì perché siamo pronti, stiamo per iniziare, stiamo per raccontarvi il match tra Sassuolo e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari. Puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su Energit.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole, pronti a immergerci in questo Sassuolo Cagliari, in questa domenica di metà fine maggio, quasi fine maggio, andando nella penultima giornata di Serie A, 37esima, che si è aperta venerdì con il primo match della settimana, appunto, e finirà invece lunedì con il posticipo. Come sempre questa settimana allungata, come abbiamo detto anche in precedenza, prima di andare in pubblicità, tante le polemiche per la contemporaneità mancata tra le partite che interessavano le stesse zone della classifica. Per quanto riguarda la Serie A, Vito, un commento riguardo a questa scelta lo vorremmo sentire. È un commento amaro, perché praticamente significa ancora una volta che il raziocinio, la logica viene sconfitta dagli interessi, e quindi ancora una dimostrazione che il denaro conta più della morale, dei valori, della lealtà, della potenziale lealtà. Io mi auguro che la lealtà resista, l'onestà resista, indipendentemente dagli orari sfalsati. Non esiste invece la capacità di calcolo sulla base di un risultato già giocato, e quindi da questo punto di vista è un vantaggio per chi gioca dopo poter andare a contare su quello che è successo precedentemente. Non capisco perché, ripeto, è troppo il dominio dei soldi su tutto il resto. Tu pensa che siamo a oggi, è martedì, solamente martedì si saprà a che ora si giocherà e quando si giocherà la partita con la Fiorentina, con la grande possibilità che, essendoci poi la partita il mercoledì successivo, si potrà giocare addirittura di venerdì, cioè tu stai comunicando martedì una partita che si dovrebbe giocare 3 giorni dopo. No, sarebbe davvero un discorso incredibile, speriamo non sia così. E la cosa che poi fa riflettere assolutamente è proprio la mancanza di polso effettivamente della federazione, perché se andiamo a vedere anche leghe in cui i diritti TV pesano anche molto di più, come ad esempio la Premier League, che è la lega con più soldi al mondo, appunto, bisogna fare anche un paragone riguardo al fatto che lì invece si giochi l'ultima partita, le ultime 2 partite totalmente in contemporanea, ed è una cosa normale e che va anche preservata per la tradizione proprio dei tifosi. Forse è anche quello che sta un po' mancando. Sì, i tifosi ormai non sono ritenuti tifosi, sono ritenuti clienti televisivi, e qui ci sarebbe veramente da aprire un seminario, un discorso, una conferenza, perché ci sono tante cose che implica questo discorso del catturare i tifosi perché vadano davanti alla televisione e non nelle piazze, non a incontrarsi, perché ci sono tanti risvolti anche di carattere sociale. Ci sarebbe veramente molto da parlare. È vero che il mondo va avanti, che cambiano le situazioni, che cambia il tutto, però secondo me anche rinunciare a un po' di soldi, perché magari si tratta di questo nelle ultime 2 giornate, perché giochi in contemporanea, non credo che danneggi tutto il business che si crea intorno al calcio. Assolutamente sì, anche perché comunque su 38 giornate 2 giocarle in contemporanea non penso sia un sacrificio così grave, soprattutto poi per gli interessi che ci sono in ballo, perché poi oltre ai tifosi, oltre al cuore, oltre a tutto, anche gli interessi economici delle singole squadre che ci sono in ballo sono veramente importanti. Quindi anche dal punto di vista prettamente economico, se vogliamo razionalizzare, diciamo così, il ragionamento non ha benché minimo senso, e quindi una scelta che ha destato non pochi dubbi in questa ultima settimana. Oltre a questo, le squadre sono quasi pronte per entrare in campo, la tensione è palpabile negli spogliatoi. Vito, un commento, perché tra 3 minuti si inizia e si parte con questo Sassuolo Cagliari. Ma commento, non vedo l'ora che si giochi questa partita, sono 3 giorni che aspetto che si giochi, quindi lasciamola iniziare, viviamola e speriamo che sia così come la sogniamo e non con le paure che ci tormentano. Andiamo incontro a questa partita, l'unica possibilità di capire se noi miglioreremo o peggioreremo è provarci, e quindi ci dobbiamo assolutamente provare. Sì, bisogna assolutamente provarci. Intanto, prima di salutarti, Vittor, ricordo a tutti, a chi si è collegato anche nell'ultimo momento, le formazioni ufficiali delle 2 squadre. Sassuolo che scende in campo con il 3-5-2, in porta Consigli, Erlich, Ruan, Tresoldi e Ferrari sono i 3 difensori, Missori, Matteus Enrique, Racic, Tosvert e Doig i centrocampisti. L'attacco è formato da Laurienté e Pinamonti. Cagliari invece che si presenta con un 4-2-3-1, Scuffè tra i pali, Zappa, Mina, Dossen e Augello sono i componenti della difesa. Centrocampo a 3 con Nandez, De Jong e Sulemana, trequartista Gaetano dietro le punte, La Padula e Shomurodov, che dovranno coadiuvarsi e collaborare per cercare di mettere
mettere in difficoltà la formazione nero-verde. Tanti cambi rispetto alla scorsa partita da parte dei Ranieri, anche a causa delle squalifiche, ma comunque si tenta ancora una volta di sperimentare per cercare di trovare la pozione giusta, Vito, per andare a battere questo Sassuolo. Sì, assolutamente sì, vediamo un po' quel che succede. Baci e abbracci tra Ballardini e Ranieri prima della partita, incroci e 5 invece tra i giocatori che si disputeranno un pezzo di salvezza. Vedremo un po' adesso tra poco come si trasformerà tutto questo in quello che, ricorda a tutti, è un gioco, un bellissimo gioco che racchiude intorno a sé 1000 metafore e 1000 passioni. E allora sentiremo Vittorio Stanna tra pochissimo con la sua cronaca diretta, lo salutiamo, a tra poco Vitto, e vedremo appunto come giocherà e come interpreterà questa partita il Cagliari in questo pomeriggio. Ma come sempre, prima di iniziare c'è bisogno della nostra carica, c'è bisogno di quelle note che ci fanno salire un po' l'emozione, perché oggi bisogna stare concentrati, bisogna cercare la vittoria, e approcciamo il tutto con il nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei il rombo e quella, e la mia squadra rango in più e lotterà. Castello canterà. Il nostro fantastico inno ci introduce a Sassuolo Cagliari, 37esima giornata del campionato di Serie A Team per la stagione 2023-2024. Si affrontano due squadre chiave nella lotta a salvezza e oggi si potrebbe decidere il destino soprattutto dei rossoblù, che con una vittoria farebbero un balzo importante in avanti, in attesa di conoscere i risultati anche delle altre formazioni. Franci, come siamo, come vedi le facce degli interpreti che sono scesi in campo ora che abbiamo anche delle immagini? Ma sinceramente la tensione si vede, però è anche vero che si vede tanta la concentrazione. Speriamo che appunto riescano a dimostrare quanto hanno fatto in questi giorni, la loro coesione, la loro prontezza soprattutto, e il loro equilibrio a livello di squadra. Qua nella nostra diretta YouTube Gigi Ledda scrive: ragazzi, io ho fede, crediamoci, e oggi dobbiamo tutti crederci. Sì, bisogna avere assolutamente fede in questa squadra, e le speranze sono quelle a cui ci dobbiamo aggrappare, le speranze di vedere uno dei migliori Cagliari del campionato che riesca a portare a casa i 3 punti, perché di Cagliari belli ne abbiamo visti, forse un po' meno di quelli brutti, ma le situazioni in cui abbiamo interpretato la parità in modo eccelso e con la giusta carica e la giusta determinazione ci sono state, quindi potenzialmente sappiamo di poterlo fare, sappiamo di poter essere una squadra interessante sia dal punto di vista tattico che in queste partite con tanto da giocare, e dobbiamo dimostrarlo sul campo in questi 90 minuti devastanti e determinanti, con i tifosi appesi a un filo che un po' avevano sia l'ansia di non vederla questa partita, sia la voglia di non vedere l'ora di finirla, perché così almeno si interrompe l'ansia per cui stiamo vivendo nelle ultime settimane. Intanto andiamo a vederci un po' di statistiche per quanto riguarda le due compagini. I precedenti sono 19 con il Sassuolo, dove sono arrivate 5 vittorie del Cagliari, 10 pareggi e 4 sconfitte. In trasferta il bilancio peggiora con 10 incontri, una sola vittoria rossoblù, 6 pareggi e 3 sconfitte, quindi campo non esattamente semplice per i sardi, quello di Reggio Emilia. L'ultima vittoria rossoblù risale alla parità in andata 2-1 con le reti di Pavoletti e la Padula nel recupero, che ribaltarono l'iniziale vantaggio di Erlich, mentre l'unica vittoria in trasferta risale al dicembre del 2015 con il successo in Coppa Italia, pensate un po', neanche in campionato ma in Coppa Italia, con l'1-0 firmato da Sau. In campionato quindi nessuna vittoria a Reggio Emilia per il Cagliari, e questi sono dati che sono interessanti per capire anche le premesse di questo match. Ci scrive il nostro Mauro da Quarto: forza ragazzi, siamo con voi, possiamo farcela. Un caro saluto amici, ricambiamo il caro saluto e speriamo di poterti raccontare una partita del Cagliari, come ha detto
vincente che interpreti il tutto con la giusta concentrazione. Qualche minuto fa intanto i primi scherni tra gli interpreti delle due formazioni, con la Padula che è andato forte, se non sbaglio, su Erlich, è andato a colpire saltando, ha alzato il ginocchio. Raccontaci un po', Franci. Sì, praticamente ha colpito toccando, non so, una parte della gamba, non ho visto esattamente che cosa, però a quanto pare il giocatore non è più riuscito ad alzarsi e sta faticando ancora a rialzarsi, ma non si riesce a capire se c'era o non c'era. Sì, ma probabilmente è quella che in gergo viene definita vecchietta. Quando chi gioca a calcio lo sa, è una ginocchiata lì sul quadricipite o bicipite femorale che fa abbastanza male. Oltre a questo, noi siamo pronti per entrare nel vivo del match, entrare nella partita. Andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 2 minuti e 55 con il Cagliari che sta tentando di attaccare dopo il fallo di La Padula, che è dato subito a far la guerra, ma anche rimproverato da Doveri, che gli ha subito detto che non è questo il modo di giocare, quindi molta attenzione deve rivolgere La Padula al suo modo di fare. Il colpo di testa a centrocampo va a Torswerd a colpire, ancora un colpo di testa, la palla rimane praticamente sul posto, l'appoggia Dossena per il rilancio di Augello a cercare La Padula. Lo stop di petto è un eufemismo perché la palla gli scappa via, viene in qualche modo toccata dai giocatori del Sassuolo e finisce poi in fallo laterale. Erlich colpito dalla Padula che zoppica ancora, colpito praticamente all'andatica destra, al gluteo destro, e quindi ecco la ragione per cui Erlich continua a soffrire. È un punto in cui effettivamente il colpo si sente. Attenzione, lancio lungo alla ricerca più di La Padula che scatta nel settore di sinistra, ma è più veloce di lui in questo caso il suo diretto avversario, che riesce a superarlo e a recuperare il pallone, quindi intercettata la palla in questo caso da parte della retroguardia della squadra di casa, con pallone che viene giocato immediatamente su Ferrari. Era in questo caso il 44 Tressoldi che era andato a recuperare il pallone. Tressoldi in campo al posto della formazione iniziale che noi avevamo dato, dove c'era Kumbulla, quindi è Tressoldi il difensore centrale. La palla servita su Sulemana che dà all'indietro per Mina che torna ancora a destra su Sulemana che appoggia su Zappa, ritorna all'indietro ancora il pallone, insomma cavallo della linea centrale del campo, retropassaggio per Mina, da questi all'indietro ancora nella zona in cui c'è il portiere e quindi dentro l'area di rigore. Scuffetti che ha controllato con i piedi, è già servito nuovamente all'esterno ancora per Mina a destra per Zappa che alza la testa, cerca il lancio lungo alla ricerca di Shomurodov, in colpo di testa la palla viene ribattuta dalla retroguardia con l'intervento di Lorientè, ancora palla avanti, ancora colpo di testa di Ferrari, nuovo colpo di testa di Sulemana, Shomurodov, Nandez e poi la palla spinta avanti con Ferrari in vantaggio, ma con Nandez che non si arrende. La palla poi controllata per un attimo ancora dall'intervento di Diog si porta il pallone fuori, la rimessa in gioco è per il Cagliari. Seguiamo questa azione con la rimessa in gioco già effettuata, Zappa che può andare al cross, palla allontanata dall'interno dell'area di rigore, all'esterno c'è il colpo di testa di Pinamonti, poi ancora un colpo di testa con il rilancio di Diog, con l'intervento di testa di Augello, pallone però ancora recuperato per un attimo dal Sassuolo, quindi Mina che pasticcia, Sulemana che ribatte, ancora batti e ribatti, si lotta a centrocampo, ancora Sulemana di testa, ancora Nandez a attaccare Torswerd, c'è il fallo e quindi l'intervento dell'arbitro, il calcio di punizione. Partita subito combattutissima tra le due squadre, con grande ritmo, poco ordine, ma con grande volontà di fare sua la partita da una parte e dall'altra. Il tocco largo a sinistra per Ferrari sul lungolinea va a cercare immediatamente un compagno, attenzione al tentativo di partire non riuscito da parte di Lorientè, pallone che si perde in fallo laterale. Ha rimesso in gioco e quindi per il Cagliari se ne incarica in questo caso Zappa nella corsia di destra, eccolo pronto dall'indietro in direzione di Mina che era rimasto nei pressi della palla, pronto al rilancio lungo, il lancio nel settore di destra dove scatta La Padula e in vantaggio sull'avversario. La Padula dentro l'area, contatto, vediamo cosa dice l'arbitro, La Padula è rimasto giù, forse si è lanciato un po' troppo presto nel duello con Tressoldi. Attendiamo di rivedere e soprattutto attendiamo di capire se ci sarà un controllo VAR. Tressoldi era in vantaggio, liscio, clamoroso e poi contatto. Secondo me è calcio di rigore perché non colpisce mai la palla Tressoldi, la manca una prima volta
è colpito, no, forse non l'ha colpito, si lascia andare forse la Padula, è da definire se c'è stato il contatto. C'è un check over comunque per capire e mi pare che sia già stato superato, perché la Padula non è stato colpito lì nello studio. Eh sì, quindi arriviamo con una brutta notizia qui in studio, perché siamo tutti emozionati per un evento così subito alle prime battute del match. Effettivamente c'è un avvicinamento di tre soldi, ma non c'è un contatto diretto che possa scaturire il calcio in rigore, quindi niente penalty per il Cagliari, che però aveva subito provato a lanciarsi in avanti, aveva subito provato a sfruttare la presenza di tre soldi, che in questo campionato è stato un po' la pecora nera di tutto il Sassuolo, commettendo davvero degli errori gravissimi per la formazione emiliana. Siamo partiti subito con le emozioni, Franci. Sì, infatti un'occasione che poteva sicuramente risultare importante, però purtroppo nulla di buono per noi per questo inizio partita, ma l'occasione c'è stata, quindi siamo super positivi, no? Sì, bisogna continuare così, bisogna mantenere l'impostazione, perché anche la Padula che va a crederci sul pallone vagante che stava andando a essere controllato da tre soldi è una impostazione grintosa che deve essere mantenuta per tutti i 90 minuti, e il Cagliari deve riuscire a tenere senza avere particolari difficoltà nell'andare a affrontare la formazione appunto allenata da Ballardini. Qualche minuto fa, prima accelerazione di Gaetano, 1-2 molto buono sulla fascia sinistra, è andato a stenderlo direttamente Erlich. Gaetano ha chiesto il giallo e forse non chiedeva neanche qualcosa di troppo, perché Erlich è andato direttamente sull'avversario per impedire al numero 70 del Cagliari di poter sviluppare la propria azione in velocità sulla sinistra, ma l'arbitro non è stato dello stesso parere, non ha ritenuto meritevole del cartellino l'intervento del difensore, padrone della squadra, padrone di casa. Ci scrive Ritina da Quartu, ci saluta e scrive: ciao, forza Juve e Cagliari. Sulla Juve non siamo d'accordo e forza la Padula. La salutiamo con affetto, speriamo di poterti raccontare oggi una vittoria del Cagliari per quello che stiamo vedendo in campo, ma intanto, come abbiamo detto, è iniziato qualche giorno fa la Serie A con il primo match che è andato in scena, quello tra Fiorentina e Napoli venerdì sera, risultato finale di 2-2 tra le squadre appunto che si stavano contendendo un posto in Europa. Napoli che era passato in vantaggio all'ottavo con Ramani, poi ripreso dalla splendida punizione di Beiraghi al 40esimo, infine il 2-1 invece di Inzola 2 minuti più tardi sembrava indirizzare la partita verso la formazione viola, mentre poi c'è arrivato il pareggio di Kvaratskhelia sempre su punizione nel secondo tempo per livellare le cose, dare un punto a entrambe le compagini. Noi siamo arrivati al primo stacco pubblicitario, torniamo subito per raccontarvi Sassuolo Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris,
Spumante Brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol per raccontarvi il match del Cagliari, come sempre oggi impegnato nella penultima di campionato sul campo del Sassuolo per cercare di trovare una vittoria a salvezza molto importante in questo penultimo turno, andando anche a pensare alla prossima partita contro la Fiorentina in modo molto più velato, anzi sperando di essere sicuri della permanenza in caso di vittoria, ma vittoria che dobbiamo ancora ottenere. Qualche minuto fa ci ha provato nuovamente la squadra rossoblu con un cross della sinistra, sviluppata bene l'azione con un dribbling di Gaetano, che però forse ha esagerato troppo nel cercare di liberarsi, subendo un triplicamento praticamente di marcatura da parte della difesa padrona di casa, e conseguentemente a ciò palla che poi è stata gestita sulla destra con un cross infelice che non ha raggiunto nessuno al centro dell'area. Ma Cagliari e Sassuolo ci stanno provando entrambe, Sassuolo un po' più con le iniziative dei singoli, cercando di sfruttare maggiormente i dribbling e la possenza anche fisica a livello di baricentro di un giocatore come Lauriente. Il Cagliari invece cercando di sviluppare in maniera più rapida e veloce, come abbiamo detto anche qualche minuto or sono, dalle fasce sinistre con Gaetano, con la fascia sinistra con Gaetano che riesce a essere abbastanza mobile su tutta il tre quarti. Siamo carichi, una partita sicuramente tesissima. Andiamo a vederci un po' di precedenti per quanto riguarda invece i due allenatori. Claudio Ranieri ha allenato contro il Sassuolo in 5 occasioni, in cui è arrivata una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ballardini invece ha sfidato il Cagliari in 10 incontri, in cui sono arrivate 7 vittorie e 3 sconfitte. I due tecnici si sono affrontati in 7 occasioni, in cui in 2 incontri ha prevalso Ballardini, in 2 si è pareggiato e infine in 3 ha vinto Ranieri. Questi un po' i numeri per quanto riguarda coloro che hanno scelto le formazioni in campo. Andiamo a fare un recap velocissimo nuovamente delle due formazioni per chi si fosse connesso solo adesso, anche per prepararvi poi al collegamento che ci sarà con Vittorio tra pochissimo. Sassuolo col 3-5-2, Consigli, Erlich, Ruan Tresoldi e Ferrari sono i difensori, con Consigli in porta appunto, Missori, Matteo Enrique, Racic, Tosvert e Doig sono i centrocampisti, Lauriente e Pinamonti gli attaccanti. Cagliari con un 4-2-3-1, Scuffè tra i pali, Zappa, Mina, Dossena, Augello sono i 4 di difesa, De Iola, Sulemana e Nandez sono i centrocampisti, mentre Gaetano è il trequartista con la Padula e Sciomuro, dove i due rappresentanti del reparto offensivo. Stiamo seguendo tra l'altro anche i match per quanto riguarda la primavera, perché il Cagliari sta tentando di giocarsi le sue chance per riuscire a agguantare un'isperata qualificazione ai playoff. Ci vorrebbe effettivamente un miracolo in questo momento, perché il Cagliari deve sperare nelle sconfitte di Milan e Sassuolo, una delle due almeno, no, più il Milan che il Sassuolo, con però il Milan che sta vincendo 3-2 sul campo del Torino in trasferta, il Sassuolo invece si sta imponendo per 4-2 sul Genoa, mentre il Cagliari conduce in trasferta contro l'Hellas Verona per 3-5, davvero partita pirotecnica di cui vi racconteremo maggiormente nei prossimi minuti, quando finiranno tutti i match e potremo parlare anche dei verdetti. Ma intanto com'è l'umore sulla nostra diretta YouTube, Franci? Allora, nella nostra diretta YouTube in tantissimi ci stanno scrivendo Forza Cagliari, ci crediamo, se si vince matematicamente vinta, quindi abbiamo un umore che è alquanto positivo per la prima parte di questa partita, e speriamo appunto rimanga così, perché i tifosi anche oggi sono tantissimi quelli che sono presentati allo stadio a sostenere la squadra, nonostante gli orari che non sono stati comodissimi, o comunque i tempi di preavviso che non sono stati dei migliori.
quindi comunque sono lì in più di 3.000 tifosi a sostenere la squadra. Sì, davvero assurda questa modalità, ma ne avevamo parlato anche per quanto riguardava la trasferta di Genova, con i tifosi del Genoa stessi che sui social avevano espresso il loro dissenso, il loro disappunto per sapere della partita all'ultimo secondo, e poi soprattutto per questi orari sfalsati rispetto a ciò che è normalmente concepito come orario per appunto le partite di calcio. In quel caso era lunedì sera, con solamente il Cagliari che si giocava ancora qualcosa, era veramente senza senso, e quindi conseguentemente a ciò c'erano state tante polemiche, di cui questo campionato però dobbiamo dire è completamente invaso, perché quest'anno come non mai forse ci sono state proteste quasi ogni settimana. Frangi, tu hai fatto il lato social del nostro Master Calcio, posso confermarlo. Argomenti freschi ne piovevano. Sì, fortunatamente non c'è stato modo di stare zitti, ecco, questo lo posso confermare. E soprattutto, visto, anche a procacciare c'era subito la notizia della settimana pronta per essere sfagiolata. Mi hanno facilitato il lavoro, questo sì. Di questi tempi social, di questi tempi in cui davvero ci si scoccia facilmente di tutto e ogni settimana ci può essere una nuova rivoluzione totale, è quello che può succedere. Noi dovremmo andare da Vittorio Sanna per il consueto collegamento, ma abbiamo visto che qualche minuto fa si è fermato un giocatore, quindi chiediamo a Vito se il gioco è ripreso e se è così gli diamo la linea. Non è ripreso, quindi aspettiamo un attimo. Ok, un minuto e ti ridò la linea, Vito, non appena Perfetto. abbiamo la sicurezza che si stia giocando, perché il colpo di Lappadula iniziale è stato più forte del previsto su Erlich, che qualche minuto or sono si è accasciato a terra e probabilmente necessiterà dell'intervento dei medici per riuscire a continuare la partita. Ci scrive il nostro Andrea Falova: ciao ragazzi e forza Casidus sempre, anche io spero in una sconfitta del Sassuolo, non quello primavera però, giusto per non rimpiangere i punti lasciati per le strade con le dirette concorrenti. Buona domenica Andrea da Padova, speriamo sia davvero così, di conquistare quelli più grandi dei neroverdi, cercando di ottenere appunto un successo importantissimo che, come abbiamo detto, servirebbe tantissimo per la causa del Cagliari e per l'obiettivo di centrare una salvezza e una permanenza in Serie A. Noi siamo pronti per trasferirci quindi a Sassuolo e andiamo a farlo con la cronaca di Vittorio Sanna. Sì, proprio nel momento in cui Erlich si arrende, al suo posto entra Kumbulla, quindi cambio nella squadra del Sassuolo. Il colpo subito ad opera di Lappadula dopo appena un minuto e mezzo è fatale ad Erlich, che adesso cede il posto al giocatore numero 19 che nella vigilia aveva dato di titolare e poi è stato sostituito da Tresoldi, quindi si ricompone la difesa e devo dire è un po' raffazzonata rispetto al solito, perché Kumbulla abitualmente gioca centrale e infatti è Tresoldi che va a posizionarsi nella posizione precedente di Erlich, cioè difensore di destra nei tre di difesa del Sassuolo. Rilancio lungo nel frattempo col colpo di testa di Augello che ribatte il pallone, poi recuperato da Shomurodov, dato all'indietro per il possibile che arrivo di Scuffet che raccoglie il pallone. Dobbiamo dire che Cagliari che sta facendo la partita, quindi la scelta di Lappadula sul piano logico è assolutamente appunto azzeccata, perché non è un Cagliari che sta giocando in contropiede, quindi preferire Lappadula a Luvumbo sul piano, ripeto, razionale potrebbe essere una soluzione azzeccata. Vedremo se Lappadula riuscirà a rispondere positivamente a questo atto di fiducia da parte del suo tecnico e, se vogliamo, anche ad una partita che è praticamente impostata quasi su di lui, perché lo stesso Shomurodov è costretto a assumere la posizione da seconda punta e non da prima punta, e sappiamo che il suo ruolo invece è quello di prima punta. Anche in questo caso chi indietreggia a difendere è Shomurodov, anche la Padula dobbiamo dire che dentro l'area per questo calcio piazzato del Sassuolo che arriva al 21esimo minuto, la rincorsa da parte della squadra di casa dalla sinistra alla porta di Scuffet, parte lo spiovente all'interno dell'area, il colpo di testa tentato, un altro colpo di testa, salva Mina, allontana poi Zappa, attenzione perché insiste il Sassuolo con Torsberg, costretto a uscire dall'area di rigore portando il pallone, anzi è Doig che tiene sempre il possesso della palla, cerca il dialogo con un compagno, non riesce a chiudere, quindi Cagliari che può ripartire, attenzione alla Padula che prolunga per Nandes che non riesce a far scavalcare il pallone, l'ottima chiusura in questo caso di Enrique che manda il pallone in fallo laterale, ha rimesso in gioco e per il Cagliari già effettuata, Sulemana, Zappa, ancora Sulemana, controlla molto bene con la testa, tiene il possesso della palla, dà all'indietro, non rischia di andare avanti, da Mina
che poi allarga sulla sinistra per Augello ha stoppato il pallone, lo appoggia ancora lateralmente per il controllo in questo caso di Gaetano che cambia fronte tornando su Zappa, una palla lenta che costringe Zappa di testa a dare per Nandez, altro fallo subito da Nandez ad opera di Doig, è andato proprio dritto per dritto sull'avversario che aveva spinto il pallone di testa per scavalcarlo. Arbitro anche in questo caso, ricordo, Doveri, ma a quanto pare adesso sta dando più ai diritti che ai doveri, che non fa il suo dovere estraendo il cartellino giallo che anche stavolta ci poteva stare. Calcio di punizione in favore del Cagliari in una zona interna di destra, si prepara per effettuarla in questo caso Nandez, insieme a lui c'è anche un compagno, Gaetano, che chiedeva palla però troppo presto. Nandez è sulla palla, ora serve Gaetano comunque che è rimasto libero, si accentra Gaetano, cerca il cross col sinistro, gli viene ribattuto, attenzione, perde un brutto pallone, riparte Doig, il cartellino probabilmente se lo becca per primo Gaetano, vediamo, no, l'arbitro applica la stessa rossometro, è bravo Doveri in questo caso, perché in precedenza era capitato anche ai giocatori del Sassuolo di poter essere ammoniti, come è capitato adesso, non lo ha fatto prima, non lo fa adesso, la coerenza paga. 22 minuti e 23 secondi, sempre 0-0 a Reggio Emilia, il punteggio tra Sassuolo e Cagliari in linea allo studio. Sì, quindi punteggio che continua a essere in parità con le due squadre che stanno dando battaglie. Dobbiamo dire che Doveri sta arbitrando un po' British, così vogliamo definirlo all'inglese, lasciando correre molti, anzi più che lasciando correre, fischiando dei falli, ma non andando ad ammonire direttamente gli autori alla prima occasione. Un po' di manica larga, mettiamola così. Vediamo un po' le direzioni di Doveri in generale. Daniele Doveri dalla sezione di Roma 1, 228esima direzione in assoluto nella massima serie, ha diretto il Cagliari in 24 occasioni, pensate un po', con 6 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. L'ultima vittoria rossoblù sotto la sua direzione appunto risale alla trasferta di Benevento nel maggio del 2021, ottenuta grazie al 3-1 con il gol di Lico Iannis in apertura, il pareggio di Lapadula che al tempo vestiva la maglia del Benevento, e le reti decisive di Pavoletti prima e João Pedro poi, che diedero la salvezza al Cagliari, ricordandoci anche quella polemica che c'era stata per il rigore negato al Benevento sul 2-1, tra l'altro rigore richiesto da Viola, che era un altro dei giocatori che a quei tempi vestiva la maglia della società campana. Invece l'arbitro Doveri ha diretto il Sassuolo in 20 occasioni in cui sono arrivate 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. L'ultima vittoria degli Milani con lui come fischietto risale all'ottobre 2020 nel rocambolesco 3-4 in casa del Bologna, quindi anche con il Sassuolo non è proprio l'arbitro preferito. In questa stagione è la 17esima che arbitra, con nelle precedenti 16 ha maturato una media di 3,18 cartellini gialli a partita, con 3 doppi gialli, un rosso diretto e 2 rigori fischiati in ben 17 presenze, quindi pensate un po', non è proprio un arbitro che concede facilmente il penalty. A supporto del fischietto di Roma 1 avremo gli assistenti Colarossi e Perrotti, il quarto ufficiale è Dionisi, mentre al VAR Di Paoli e aiuto a VAR Mazzoleni. Questa è la squadra arbitrale che oggi dirigerà la partita tra Sassuolo e Cagliari, partita che in questi primi 20 minuti che sono passati ha regalato comunque battaglia, anche se non ci sono state grandissime occasioni, al massimo un rimpianto per il Cagliari, che a un certo punto sperava di poter avere un rigore per un intervento di Tressoldi sulla Padula, ma poi l'arbitro non l'ha dato in un primo momento e anche il VAR ha confermato la decisione sul campo per quanto riguarda la punizione massima che si può assegnare in una partita di calcio. Qualche minuto fa ci ha provato il Sassuolo, forse con l'occasione più pericolosa fino a questo momento, molto veloce l'1-2 con cui poi si è andati al cross dalla sinistra, se non sbaglio effettuato da Tojan. Il colpo di testa al centro è stato di Pinamonti, che fortunatamente ha allargato troppo la traiettoria mettendo al lato. Franci. Fortunatamente, come hai detto tu, sì, perché comunque la partita la stava tenendo il Cagliari, la grinta la sta dimostrando. Comunque l'abbiamo detto dall'inizio, è e sarà una lotta alla salvezza fino all'ultimo, quindi certo non ci aspetteremo sicuramente una partita molto tranquilla, però noi dobbiamo stare sereni, no? Sì. Questo è sicuramente certo. Dobbiamo anche ripeterci, esatto. nel corso dei minuti più passa il tempo, anzi possono anche farci stare più tranquilli loro, magari cambiando
cambiando il risultato il prima possibile nel verso corretto. Questo è ciò che ci si augura da questo match così importante in questa domenica, appunto, che non vede altre partite giocare in contemporanea, perché come abbiamo detto molti campionati adottano la contemporaneità tra i vari match nelle ultime occasioni disponibili. Ad esempio l'Olanda è la prima che scenderà in campo tutta compatta alle 14:30. Si giocano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partite per quanto riguarda quindi l'Eredivisie. AZ Alkmaar contro Utrecht, Almer City contro Nijmegen, Volendam Go Eagles, Feyenoord Excelsior, Heracles Sittard, PSV Walwijk, Sparta Rotterdam, Vitesse Ajax e Zwolle Twente. Questi i match day per quanto riguarda questa domenica di Eredivisie, un'Eredivisie che tra l'altro ha avuto una classifica differente dalle solite, perché l'Ajax quest'anno non è riuscito a interpretare il campionato come suo solito e quindi dominando assolutamente il torneo, ma ha dovuto soccombere in una parte iniziale per poi recuperare nella seconda metà. I giochi per la maggior parte sono fatti, si decide solo terzo o quarto posto tra Twente e AZ Alkmaar, c'è qualche bisbiglia per quanto riguarda il posizionamento dei playoff, ma non ci sono assolutamente pericoli per quanto riguarda le squadre che invece parteciperanno a questa fase del torneo, che come sappiamo in Eredivisie è differente. Nella parte finale si giocano vari playoff per quanto riguarda soprattutto le qualificazioni europee, ma in altri campionati come il Belgio si gioca addirittura il titolo. Questo il resoconto per l'Eredivisie, che giocherà alle 14:30. Sassuolo e Cagliari invece continuano a darsi battaglia a Reggio Emilia, con un Cagliari che dopo una partenza di maggior impeto, con una maggior marchio, una maggiore firma sul match, verso un po' di smalto, concedendo a Sassuolo qualche occasione in più, qualche ripartenza maggiore, ma comunque una partita giocata con attenzione da entrambe le squadre, in cui il minimo errore poi potrà risultare fatale per tutte e due le formazioni. C'è qualcuno che commenta in modo diverso nella nostra diretta? E cosa hanno detto per il rigore di Lappadula? Sì, come sempre arrivano le prime critiche. No, per quanto riguarda il rigore di Lappadula non hanno commentato, ma hanno scritto: Lappadula può andare bene solo in Serie B. Speriamo che oggi possa dimostrare ai tanti utenti contro che il ragazzo sappia giocare bene anche in A. E poi scrivono, Fabio Sanna scrive: già visto atteggiamento di Gaetano, molto male. Purtroppo deve sbloccarsi secondo me il ragazzo, perché ha fatto vedere che quando la mente è libera riesce a interpretare al meglio la partita, riesce a essere una risorsa che, come detto da Vittorio in precedenza, gioca per la squadra e quindi moltiplica anche il valore di chi gli sta intorno, che diventa molto più utile e funzionale alla manovra. Però forse l'espulsione dopo quelli 2 turni di stop hanno anche condizionato mentalmente il numero 70 del Cagliari, che fortunatamente in precedenza è stato graziato per il cartellino giallo, ma che adesso deve farsi valere, deve cercare di dar qualcosa in più alla causa per farsi perdonare, appunto, come ricordato anche in precedenza, l'espulsione contro il Lecce nel match casalingo, che poi è stato pareggiato dai salentini solamente nel finale. Noi ci prendiamo un attimo di pausa per la pubblicità, ma restate incollati lì, perché come torniamo andiamo a vivere le emozioni del stadio Reggio Emilia con la cronaca di Vittorio Sanna tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza.
Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su Energit.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound, collegati dalla Corte del Sole. Come sempre abbiamo visto anche prima passare qualcuno con la maglia del Cagliari, quindi c'è, anche se non si stava guardando la partita ci si pensava, come ha detto bene da Vittorio in introduzione del match. Ma intanto andiamo a raccontarvi i verdetti finali per quanto riguarda la primavera prima di trasferirci a Sassuolo, perché il Cagliari ha vinto 5-3 a Verona, ma purtroppo il Milan ha solamente pareggiato 3-3 col Torino. Il Sassuolo ha vinto 4-2 a Genova, e quindi niente playoff per la formazione di Pisacane. Noi siamo pronti invece ad immergerci nel match del Cagliari, andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Cross di Cagliari con la presa di Consigli, 34esimo minuto appena iniziato, sempre 0-0 il punteggio. Dobbiamo dire Cagliari che non ha prodotto alcuna occasione da gol in questi 33 minuti degna di tale nome, malgrado l'assetto, malgrado la volontà di attaccare, tutti i tiri facili per Consigli, un colpo di testa di Sciomuro da poco su un cross da destra, cross sempre molto molto imprecisi, con la Padula un po' fuori da tutti questi giochi, ha orchestrato qualche manovra offensiva, ma poi sia la Padula che Gaetano un po' troppo evanescenti. Attenzione al Sassuolo invece, il cross con Dossena che allontana, palla intercettata ancora da Tressoldi, appoggiata all'interno, allontana ancora la retroguardia del Cagliari nella zona di La Padula che tenta di partire, anche stavolta Museruola l'attaccante, palla a sinistra dove può spingere in questo caso Tosveld, si trattava di Drog col pallone ancora all'interno. Attenzione, l'appoggio proprio per Drog che può andare verso il fondo, effettua il cross, il colpo di testa, per fortuna palla lunga per Tosveld e il recupero del Sassuolo, ma recupera anche Nandes che gli ruba il pallone, riparte Nandes, la palla per la Padula dietro l'uomo e anche stavolta pallone intercettato, si è allargato a sinistra, la palla non è andata a coglierlo, è andato invece a intercettare sulla linea del passaggio il difensore del Sassuolo. Attenzione, Lorientè si libera di Mina, mette all'esterno, attenzione il controllo da parte del giocatore numero 6, si tratta di Racic che poi ritorna ancora all'indietro su Enrique che controlla, tiene ancora il possesso della palla, cerca nuovamente il 42, cioè Tosveld, che allarga sul 43, Drog al cross, Diog, non Drog, col pallone che poi finisce in fallo laterale è in gioco ancora, l'arbitro dice di sì e quindi il Sassuolo può ancora impostare. Il Sassuolo che attacca quando scocca il 35esimo minuto e Cagliari che è indietreggiato con il baricentro del gioco. Attenzione ancora a Diog che cerca un varco dall'indietro per il cross all'interno dell'area, il colpo di testa liberale di Dossena, il recupero dall'altra parte ancora dei padroni di casa che cominciano a credere nella possibilità di assediare il Cagliari, ma ruba palla a Dossena e a questo punto quanto sarebbe servito il contropiede, il lancio a cercare la Padula, facile per Consigli arrivare prima sul pallone. Se giochiamo in attacco chiaramente
chiaramente la Padula dovrebbe essere più efficace di Luvumbo, ma nel momento in cui il Cagliari sta indietreggiando come sta facendo in questa fase, quasi l'impiego di Luvumbo diventa quasi una necessità. Attenzione, perché poi è ancora il Sassuolo che attacca, il passaggio laterale per Ferrari che dà in diagonale ancora all'indirizzo di Diog che entra in area, palla ribattuta, recupera ancora Ferrari, il sinistro di Ferrari lontano dai pali della porta di scuffette, ma è la squadra di casa che sta attaccando quando scocca il 36esimo minuto. Il punteggio è sempre sullo 0-0 e la linea torna allo studio. E quindi queste le impressioni in questa fase centrale verso la conclusione del primo tempo, nel terzo collegamento con il nostro Vittorio Sanna per farci immergere nella cronaca del match. Abbiamo visto qualche minuto fa il tiro di Ferrari sbilenco lontano dalla porta del Cagliari, ma effettivamente un Sassuolo che con il passare dei minuti ha preso maggiormente il campo, è riuscito a contendere la palla in zone più alte e conseguentemente a ciò sta spingendo un po' indietro la formazione rosso-blu, che aveva dimostrato invece un maggior possesso nel corso della prima parte di questi 90 minuti fondamentali. Franci? Sì, un Sassuolo che ci sta provando di più, questo è evidente. Sono d'accordissimo con quest'utente sulla nostra diretta YouTube, Filippo Carta, che scrive: tanta voglia ma zero concretezza, purtroppo. Sì, c'è poco, esatto, ha riassunto molto bene, sono d'accordo con te, perché effettivamente si vede che a livello di atteggiamento ci si sta provando, però non si riesce a trovare la via per scardinare, e anche a livello di convinzione, a livello di impegno maggiore nell'andare a cercare la via del gol. Il Cagliari sta avendo parecchie difficoltà a trovare degli spazi interessanti per andare a concludere. Qualche minuto fa ci ha provato la Padula, che probabilmente è partito anche in posizione irregolare sul lancio di Dossena, tentando la conclusione di sinistro di prima intenzione da fuori area. Il tiro non è uscito neanche male, si è spento alla sinistra della porta, difesa da Consigli, ma anche se fosse entrato probabilmente ci sarebbe dovuto essere un controllo VAR, perché al momento della partenza sembrava che il piede sinistro del giocatore peruviano fosse oltre l'ultimo difensore, quindi sarebbe stato da valutare anche questo. Ciò non è successo perché non ha realizzato la Padula, ma vedremo se riuscirà nel corso del tempo, anche per quando sarà in campo, e se speriamo lo faccia fruttare, perché effettivamente anche un gol adesso a fine primo tempo sarebbe fondamentale per andare al riposo con un'altra mentalità. Franci? Esattamente, sì, pienamente d'accordo. Qua ancora continuano i commenti e scrivono: ho già visto questo tipo di approccio partita a Venezia. Mamma mia meglio non ricordare gli incubi tra l'altro. Speriamo che non sia lo stesso, dai. Non deve essere così, assolutamente. Deve essere interpretata con la voglia che contraddistingue questa formazione, che già in più di un'occasione ha dimostrato di potersela giocare anche con squadre di livello incredibile, quando anche ha trovato formazioni nell'ultimo periodo con comunque un valore simile al suo. È stato per episodi soprattutto che non è riuscito poi a portare a casa il risultato, per disattenzioni soprattutto, quindi bisogna andare convinti dei propri mezzi, come si è fatto per una piccola parte di questo campionato, e quando si è creduto nei propri mezzi, quando si è cercato di sfruttare le qualità e le potenzialità di tutti nel proprio singolo, ma che fossero funzionali alla squadra, si è arrivati al risultato migliore con quelle 4 partite consecutive, quel girone della morte che alla fine invece ha rappresentato la risorsa fondamentale dei punti del Cagliari nel tentativo di andare a prendersi questa salvezza importantissima al ritorno dalla Serie B l'anno scorso grazie al playoff. Intanto chi si è già salvato è il Lecce, che settimana scorsa non si è impegnato troppo, diciamo così, nel suo match, anche perché era matematicamente salvo già da 2 giorni contro l'Udinese, giocando un posticipo che ha visto appunto la squadra friulana imporsi per 2-0, e anche oggi il risultato riportato dagli uomini di Gotti è quello di 0-2 in casa contro l'Atalanta. Le reti sono corse nella partita, tra l'altro delle 18 di sabato, reti tutte dell'Atalanta dopo un gol annullato nel primo tempo al Lecce. Secondo tempo ci ha pensato De Ketelaere, appena entrato in contropiede, a firmare la rete del vantaggio su assist di Scamacca, e poi lo stesso Scamacca ha sfruttato un'uscita sbagliata di Falcone su calcio d'angolo per depositare la palla in porta in maniera abbastanza fortunosa, ma comunque grande partita della punta atalantina, che sta cercando di rilanciare le sue possibilità per essere
essere chiamato un domani da Spalletti per quanto riguarda appunto l'europeo che ci sarà quest'estate. Vediamo un po' di ex tra le due formazioni, perché in realtà ce ne sono solamente uno per parte, non so se lo sapevi Franci, perché nel Cagliari ex è... Vediamo. Viola. Non è Viola? No. Non attaccante, guarda, vediamo. Attaccante. Difficile. Bandiera attaccante. La Padula. No, Pavoletti, no, è Bandiera. Vabbè, ma dai. Pavoletti che è passato a Sassuolo. Okay. No, non sta giocando adesso, è in panchina. In effetti era un po' tricky. Sì, era Pavoletti che ha giocato in precedenza, ha iniziato la sua carriera a grandi livelli con il Sassuolo per poi passare al Genoa e così via, mentre nel Sassuolo c'è anch'esso è in panchina l'interprete che precedentemente ha vestito la maglia del Cagliari, ed è il portiere Alessio Cragno che siede mentre vede Consigli giocare. Consigli che non è stato eccelso diciamo in questa stagione, ma rappresenta forse più un uomo squadra a livello di spogliatoio che altro per quanto riguarda la formazione nero-verde, con un Cragno che dopo che è andato via da Cagliari ci si prospettava una carriera splendente per il suo avvenire, ma che purtroppo ha trovato le difficoltà e ha trovato un portiere di livello incredibile a contenderlo, perché quando è andato a Monza si è trovato davanti Di Gregorio, che diciamo essere uno dei portieri migliori in questo momento in tutto il campionato di Serie A, e conseguentemente ciò non un compito facile per l'ex Cagliari. Tra l'altro, Andrea, leggevo qua questo curioso fatto che per quanto riguarda Makumbu, che è già assente da varie partite per quei fastidi fisici, leggevo che questa stagione il Cagliari senza Makumbu a disposizione ha vinto solo una volta, e proprio contro il Sassuolo. Bisogna sfruttare queste secondo me è destino. Queste ricorrenze bisogna sfruttare, ma bisogna aggrapparsi un po' a tutto, a quello che passa in convento, a quello che ci dicono. Va bene tutto. Quello che ci rassicura va bene, effettivamente possiamo riassumerla così, l'umore con cui stiamo affrontando questo match valido per la 37esima giornata di campionato tra Sassuolo e Cagliari, con il risultato che è ancora sullo 0-0, con le due squadre che si sono date battaglia nel corso della prima metà, ma che non hanno avuto grandissime occasioni. Forse il Sassuolo ha avuto occasioni più pericolose, perché se penso al colpo di testa di Pinamonti, l'attaccante era da solo in area, completamente libero, e lì poteva fare molto più male, ma fortunatamente la sua mira non è stata efficace nell'andare a cercare la rete difesa da Scuffè, quindi palla che è terminata fuori. Cagliari che ci ha provato invece con Shomurodov con un colpo di testa alto, anche la Padula ha tentato con la sua conclusione di sinistra che vi abbiamo raccontato, ma palla leggermente al lato. Effettivamente parate dei portieri importanti non ce ne sono state in questi minuti, Franci. No, non ne abbiamo visto, però comunque risulta che il Sassuolo ha creato più occasioni del Cagliari, questo sì. Sì, anche se stiamo provando a riprendere il punteggio, e qualche minuto fa ci ha provato Shomurodov da fuori area, tiro che per l'arbitro non è stato deviato, si è concluso alto al lato della porta di Consigli, ma buono il tentativo da parte dell'Uzbeko, che dovrà mettere meglio la mira nella prossima conclusione, anche se anche questo tiro è arrivato da fuori area, e quindi diciamo non era una di quelle situazioni pericolosissime di cui ci aspettiamo. Ci scrive ancora il nostro Andrea Padova: spero solo che i nostri eroi non stiano pensando che comunque c'è un'altra partita. Questo è l'atteggiamento che si deve assolutamente evitare, perché il motivo per cui a Venezia poi è andato tutto male 2 anni fa, e ricommettere gli stessi errori sarebbe veramente da polli, per non dire altro, e per mantenerci family friendly in questa domenica, in questa fascia protetta. Ci scrive anche Luigi: con questa formazione potremmo giocare 3 giorni che finirebbe 0-0. Probabilmente questi commenti non sono del tutto fuori luogo, anzi, perché effettivamente non si sta creando particolare pericolo dalle parti di Consigli in questo primo tempo. È un Cagliari che deve switchare dal punto di vista offensivo, deve rendersi più pericoloso, più intraprendente, e cercare di andare a offendere una retroguardia emiliana che sappiamo avere i limiti nel corso che abbiamo visto nel corso di tutto il campionato, e quindi sono queste le premesse per Sassuolo Cagliari, e ci attendiamo una parità del genere in questo finale del primo tempo o nel secondo. Noi naturalmente ci auguriamo che arrivi già in questo fine del primo tempo, perché comunque andare a riposo con una situazione favorevole sarebbe sicuramente una condizione ottima. Noi andiamo a trasferirci per questo recupero con il commento di Vittorio Sanna. Lo sentiamo male Vittorio, sentiamo malissimo.
parata da parte Lo sentiamo male, Vito, lo richiamiamo, ridiamo il collegamento, lo ripristiniamo subito, un attimo, e lo avremo subito, perché effettivamente non era buona la qualità, ma siamo pronti per immergerci e per vivere questi minuti finali che speriamo possano essere positivi per quanto riguarda il Cagliari. Vito? Eccoci. Perfetto, tentativo del Sassuolo in attacco, il pallone portato, sono ancora 1 minuto e 20 da giocare. Lorientè nel duello con Mina, la palla all'indietro, il triangolo chiesto con il mancato aggancio da parte del giocatore numero 43 Diog, palla che passa dritta e si perde direttamente sul fondo. È incommiabile il comportamento del pubblico, sembra di giocare all'Unipoldomus, si sente solamente la voce dei tifosi del Cagliari, ma purtroppo non si è sentita ancora la voce dei giocatori in campo, malgrado i 2 tentativi, uno di Lappadula che si è spento al lato e l'altro di Shomurodov, in questo caso anche stavolta con specchio della porta che non è stato inquadrato. È iniziato il secondo dei 2 minuti di recupero con il rilancio da parte di Scuffet nella zona di Nandez, il colpo in testa di Diok con il pallone che finisce in fallo laterale, ha rimesso in gioco quindi in favore del Cagliari, con Nandez che lascia l'incarico a Zappa. Vediamo se sfruttiamo questi 30 secondi. Eccolo Zappa che viene invitato a indietreggiare dal direttore di gara, è pronto ora a effettuare la rimessa con le mani. Sul lungolinea va a cercare Shomurodov che protegge il pallone, cerca di farsi largo. Shomurodov si ferma, danza sul pallone, alla fine gli viene spedito ancora in fallo laterale. Vediamo se c'è il tempo di rimettere ancora in gioco. Siamo ora più vicini al rigore del Sassuolo, palla all'indietro per Mina che può andare al cross, lo effettua all'interno, scivola un giocatore, controlla la Padula, gli viene caricato, protegge ancora il pallone, ha la palla sul sinistro, scarica su Gaetano che punta verso l'area. Gaetano, il destro, la palla che viene toccata dalla retroguardia e mandata in calcio d'angolo, ma non c'è il tempo per la battuta. Si conclude il primo tempo sul punteggio di 0-0 su quest'ultimo attacco che dovrebbe essere simbolico, sarebbe dovuto essere tutto così. Il Cagliari invece ha attaccato sì, ma senza molto costrutto per buona parte del match, e poi si è ritrovato all'improvviso anche a subire il Sassuolo, un risultato che ne è scaturito lo 0-0. Se andiamo a vedere c'è una ragione principale per cui c'è questo 0-0, non c'è un solo tiro nello specchio della porta da una parte e dall'altra, nessuna parata dei 2 portieri. Eh sì, quindi un primo tempo di cui abbiamo parlato, che effettivamente si è rivelato tesissimo come ci si aspettavamo. Forse è mancato un po' più di quella grinta, forse anche quel cinismo per andare a offendere in maniera maggiore, forse in modo più pericoloso, Vitto. Sì, è mancata la costanza, è mancata la continuità nel tipo di gioco del Cagliari, che ha ceduto per una parte del primo tempo l'iniziativa al Sassuolo, poi si è scrollato nuovamente quando il Sassuolo ha attenuato la sua spinta, ma devo dire che da una parte e dall'altra è mancato soprattutto l'incisività in fase d'attacco, troppi passaggi, cross sbagliati, troppi palloni troppo lunghi, palloni che non sono mai arrivati a destinazione, e quindi si è dovuti ricorrere al tiro da fuori, il tiro da fuori che abbiamo visto da parte di Lappadula, che non è andato lontano dal palo sinistro della porta dei Consigli, e l'altro tiro di Shomurodov su iniziativa di Gaetano, che ha scelto il tiro, anche se forse poteva anche proseguire l'azione con Gaetano, ma in queste situazioni tenti di trovare una soluzione, e la soluzione che Shomurodov ha tentato di trovare non è stata quella più felice per riuscire a centrare l'obiettivo. È un Cagliari che deve continuare a tentare di attaccare, deve mischiare magari le carte, capire quale altre risorse in panchina, ma deve non smettere di cercare la via del gol, deve cercare di evitare di pensare di proteggere il pari, perché sarebbe veramente una forma di suicidio mentale. Deve assolutamente cercare il successo e non avere altro tipo di pensiero. Assolutamente no. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi commentiamo insieme il primo tempo tra Sassuolo e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. 0-0, primo tempo tra Sassuolo e Cagliari per questa 37esima giornata, poche le occasioni, poche le emozioni e nessuno tiro nello specchio da parte delle due formazioni, ma è una partita che ha ancora molto da raccontare nei secondi 45 minuti. Io come sempre vi ricordo che per porre le vostre domande a Vittorio e comunque parlare di questa prima frazione il nostro WhatsApp è il 340 5186 036, se no c'è la diretta YouTube. Ci scrive il nostro Dino da Lodi, primo tempo combattuto, secondo me manca un regista a centrocampo. Cosa ne pensi, Vitto? Sì, Gaetano si è visto sporadicamente, non è stato capace di legare il reparto in grandi occasioni, ma noi abbiamo assenza totale di un trequartista vero, di quelli che si piazzano tra le linee, che riescono a cucire le azioni. Gaetano viene fatto giocare soprattutto da altra punta, laterale, ma è comunque un'altra punta, non interpreta il ruolo del trequartista. Ecco, se dovessimo pensare a un trequartista per il secondo tempo, o Mancosu o Viola sono i due a disposizione. Credo più Viola che Mancosu, per una condizione atletica che dovrebbe essere differente e quindi migliore per Viola. Però ecco, se dovessimo pensare a un tipo di giocatore, ecco lui. Mentre ti dico che il tipo di giocatore che entrerà nel secondo tempo è Zito Luvumbo, e vedremo al posto di chi, perché si sta scaldando Luvumbo, quindi entrerà lui tra poco in campo al posto di qualcuno. Io mi auguro non al posto di Shomurodov, perché continuo a dire che è il partner ideale per Luvumbo, molto di più di Lapadula, anche se poi conto chiunque rimanga in campo che faccia gol e mi possa smentire. Assolutamente sì, è quello l'obiettivo da perseguire, che speriamo di raggiungere. Ci scrive anche il nostro Luigi al 340 5186 036. Sembra che Ranieri abbia messo una formazione per controllare la partita per 60-70 minuti per poi sperare nel finale velocità e esperienza. Sei d'accordo, Vitto? Potrebbe anche essere così, o comunque ha tentato inizialmente con una formazione aggressiva per poi tentare magari successivamente di puntare a qualcosa di diverso. È chiaro che Luvumbo potrebbe anche entrare al posto di Gaetano Luvumbo, non è detto che sia necessariamente al posto di Lapadula o di Shomurodov, perché potrebbe anche essere una mossa ulteriore, quella di dare velocità al settore di sinistra per mettere in difficoltà la difesa 3 del Sassuolo, che a quel punto sarebbe aggredita anche in un altro settore di campo e quindi avrebbe certamente più difficoltà a contenere. Certo, assolutamente. Franci? Sì, a proposito di Shomurodov, qua Gianfranco Trogu scrive: ma quindi la coppia Shomurodov-Lapadula non funziona? Vitto? A mio giudizio no. Non è la prima volta che lo dico, mi sono preso anche tantissime critiche per questo, per un semplice motivo, perché Shomurodov gioca meglio la prima punta senza avere un'altra prima punta, e lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri, quindi ecco perché non funziona. Secondo me sono un'alternativa l'uno all'altro per poter giocare al meglio. Poi mentre Shomurodov si sta adattare anche a fare altro ruolo, come lo sto facendo in questa partita, quello di fare la seconda punta, andare a ricavare palloni, anche perché non lo vediamo da solo in avanti a tentare di attaccare come vediamo la Padula. Ecco, la Padula questo eventuale lavoro alternativo per Shomurodov non sarebbe in grado di farlo. E quindi vedremo se l'interpretazione sarà quella che ha detto il nostro Vittorio Sanna o se Ranieri avrà altre idee nella scelta di chi far uscire per far entrare il numero 77 Luvumbo, che appunto sarà tra i protagonisti nella seconda metà di gara. Ci scrive anche un nostro ascoltatore: Viola e Luvumbo waiting room. Si aspettano i due uomini che in più di un'occasione sono riusciti a decidere la partita entrando nel secondo
secondo tempo. Ma parlando di questa prima metà, dobbiamo dire forse quello un po' più in ombra è stato Gaetano proprio in questa. Intanto ritiro il potenziale cambio di Luvumbo, perché Luvumbo è entrato in campo per primo, ma sta scaldandola con tutti gli altri, quindi non ci sarà un cambio all'inizio del secondo tempo. Ok, quindi ancora si attende, siamo ancora in waiting room, in sala d'attesa. Chi invece ha avuto un primo tempo un po' in ombra, da cui ci aspettavamo qualcosa di più, è Gaetano, che è stato punzecchiato anche da un nostro ascoltatore per l'atteggiamento mentale. Quell'espulsione può aver gravato veramente tanto sulla sua condizione. Ma io smetterei di trovare giustificazioni ai calciatori, perché non è che ogni piccolo trauma che subiscono poi finisce per essere la scusa per poter giustificare il loro mancato rendimento. Io credo che Gaetano sia entrato nel Cagliari con una determinazione maggiore rispetto a quella che mostra ora, e non vorrei che sia anche un disimpegno che si inizia a sentire a fine anno, quando un calciatore in prestito sa di dover poi tornare a disposizione di altri, perché poi ripeto sempre, molti non capiscono, i calciatori sono ditte individuali e se non hanno un futuro devono guardare anche dove andare. Molte volte per poter andare devi essere al top della condizione, cioè se non hai incontrato per l'anno prossimo, se stai tornando in una squadra dove pensi di poterti giocare le chance e poi non sei al top della condizione, ecco che questo non può avvenire. Quindi anche involontariamente molte volte non ci metti, giochi con un po' di paura, di premura, di attenzione in più, che è quella che ti limita magari nel tentare di ottenere un risultato. Assolutamente, un Sassuolo che, come abbiamo detto, ha interpretato la partita in maniera migliore con il passare dei minuti. Come pensi si modificherà la formazione di Ballardini in questo secondo tempo per essere maggiormente efficace nel confronto del Cagliari? Guarda, io credo che i due tecnici in questo primo tempo siano parzialmente soddisfatti del rendimento di entrambi, perché hanno capito che l'una o l'altra squadra poteva arrivare al gol quasi casualmente e quindi stanno affidando a questo caso, cioè nell'una e nell'altro intendono forzare, perché non c'è stato un subire la squadra avversaria, e siccome gli allenatori pensano prima di tutto a non subire, quindi alla fase difensiva, ecco che la ragione per la quale penso che in questo momento non ci sia nessun cambio in programma sia proprio questo, cioè non ho subito il Sassuolo e proseguo così, non ho subito il Cagliari e quindi proseguo così. Franci? Sì, qua invece hanno citato poco fa Makumbu e chiedono se si sente la mancanza in campo di Makumbu. Dopo tutti gli insulti che gli sono stati dati, secondo me è anche contraddittorio questo. Di Makumbu si parlava solamente di un giocatore che ci si lamentava quasi. Io credo che quando si gioca in 11 non ci sia da lamentarsi dell'assenza di nessuno, perché se è vero che tutti questi calciatori sono pagati dallo stesso libro paga e fanno parte tutti di una squadra, non ci dovrebbe essere uno che pesa più dell'altro, dovrebbero pesare tutti allo stesso modo, tenendo conto che poi alla fine, quando c'è qualcosa che manca, devi giocare tu che vai in campo per sopperire a quello che manca. Assolutamente corretto, quindi questa è la valutazione per quanto riguarda l'assente, l'unico assente del Cagliari in questo pomeriggio valido per la 37esima giornata. Cagliari che si sta combattendo la sua salvezza sul campo del Sassuolo, in questo momento il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma vedremo come si evolverà nel corso della seconda metà di gara. Vito, prima mi è venuta una domanda da farti nella prepartita, ma te la faccio adesso nell'intervallo. Il Sassuolo possiamo un po' ricondurlo al Cagliari di Venezia di un paio di anni fa, quando ci si affidava comunque solo a un giocatore, nel caso del Sassuolo Berardi, nel caso andato João Pedro, e quando poi è venuto a mancare il suo supporto si è andato un po' tutto a sfaldare? Sì, forse sì, somiglia un po' al Cagliari dipendente da João Pedro, perché era l'unico che segnava. Sì, in effetti da questo punto di vista una certa somiglianza esiste. Sì, ci può stare. È diverso perché João Pedro non era infortunato l'ultima partita. Esatto. però ecco, ripeto, è comunque una squadra che sta producendo il gioco. Attenzione a non sottovalutarla tanto, perché comunque sia è andata anche il Sassuolo è entrato in aria diverse volte, ha crossato diverse volte, quindi non prendiamolo sotto gamba e non pensiamo che sia una squadra totalmente malata, perché non è assolutamente così. Sarebbe veramente il più grande errore del mondo sottovalutarla. Dobbiamo invece sopravvalutare noi e dobbiamo assolutamente cercare di fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto se vogliamo vincere questo confronto, perché chiaramente se non lo vuoi vincere puoi continuare ad andare avanti così, considerando però che se per caso subisci il gol è complicatissimo
complicatissimo poi recuperarlo, perché secondo me questa è una di quelle partite dove chi segna per primo rischia di vincere la gara. Eh sì, poi immaginiamo anche una bella chiusura di entrambe le squadre con una grande quantità di falli, insomma un po' a livello quasi cestistico, quando poi i valori in campo sono simili e appunto i due allenatori si affidano al fatto, quando poi la fortuna va verso la tua parte cerchi di mantenerla il più possibile. Vito, le squadre stanno per tornare in campo, hai già le immagini, sono già pronti? No, stanno giocarellando i panchinari, quindi no. Aspettiamo di vedere poi chi entrerà in campo. Non vedo Luvumbo, adesso non l'ho più visto in mezzo al gruppo di chi giocherellava. C'è Kingston che in qualche modo mi potrebbe avere anche distratto. Vedremo un po' se Luvumbo è in predicato per entrare in campo o meno in questo secondo tempo, e se Ranieri sarà il primo a muovere le carte in questo match. Sì, Ranieri a livello tattico poi effettivamente, perché poi Ballardini nel corso del primo tempo è già ricorso a una sostituzione per l'infortunio di Erlich, che è stato sostituito da Kumbulla. Erlich che era stato protagonista di uno scontro iniziale con la Padula in cui era rimasto vittima di un contatto a livello della gamba che poi non è riuscito a mantenere a livello di dolore per stare in campo. Franci? Sì, qua ci scrivono: è dura vincerla dovendo cercare anche di non perderla, situazione borderline. Ci siamo arrivati per colpa nostra a questa situazione però, Vito. Sì, assolutamente sì. Ti confermo che la Padula sarà in campo nel corso del secondo tempo. Aspetto di vedere se entrerà in campo Luvumbo. Non vedo per adesso Shomurodov tra quelli che stanno per entrare, mentre è pronto per il Sassuolo De Frel. De Frel sta per entrare in campo nella squadra di Ballardini. De Frel che è stato recuperato in settimana, da giovedì fa parte nuovamente del gruppo, non stava benissimo nei giorni precedenti ed è uno dei giocatori più esperti di questa squadra. Ha accostato al Cagliari una cinquantina di volte, mai arrivato al Cagliari, ma comunque sia uno di quei giocatori, se vogliamo, anche atipici e incoerenti, ma quando lo trovi in giornata da tenere d'occhio, perché è vero che si scompare per tantissimi turni di campionato, però è anche un giocatore che ha delle qualità. Ti confermo che si sta scaldando convintamente Luvumbo, e a questo punto, visti i giocatori che stavano nel sottopassaggio, ho proprio paura che ad uscire sia Shomurodov. Quindi vedremo, daremo conferma nei prossimi minuti. Vito, ci sentiamo. Lo dico subito, okay. Se vuoi, perché stanno entrando i giocatori in campo, li ho visti un po' tutti, non ho visto Shomurodov, quindi ti potrei quasi garantire il fatto che sarà proprio Shomurodov ad uscire. Aspettiamo ancora un'ulteriore verifica dei giocatori che stanno entrando in campo, mentre Ranieri ha delle indicazioni da dare a Suleimana, che è stato uno dei più positivi nel corso del primo tempo. Luvumbo quindi che sta per entrare insieme a De Frel. I due allenatori muovono qualcosa immediatamente in campo. La Padula, vediamo se è Gaetano, perché non ho visto neanche Gaetano, se è Gaetano ad uscire oppure se sarà Shomurodov per fare posto a Luvumbo. Luvumbo, eccolo che sei pronto per l'ingresso in campo. Gaetano c'è, esce Shomurodov. Ok, a tra pochissimo, Vito, torneremo per immergerci nel clima della partita di Reggio Emilia, anche se anche guardandola tramite la TV abbiamo visto quanto è gremito di tifosi rossoblù, 3.500 che sono arrivati oggi in trasferta per sostenere la squadra. Davvero deve essere un'emozione incredibile, devono valutarla come tale i giocatori del Cagliari nell'interpretare questa seconda metà di gara dopo lo 0-0 maturato nei primi 45 minuti. Franci, ti ho chiesto l'umore prima della partita, adesso siamo a metà, come siamo? Per il momento ancora non è calato, fortunatamente ancora siamo carichi, e qua sono in tantissimi collegati nella nostra diretta che scrivono Forza Cagliari, noi ci crediamo, quindi per ora va benissimo così e speriamo di tenere questo umore ancora. E il tuo di umore? Il mio è ancora teso, ti dico la verità, perché ancora non ho visto niente di positivo, e anche un pareggio non sarebbe bellissimo. Non sarebbe un buon risultato, esatto, non quindi sarebbe assolutamente un buon risultato. Oggi l'unico imperativo che bisogna mantenere è la ricerca della vittoria in questi 45 minuti più recupero che mancano al termine della gara tra Sassuolo e Cagliari, in questo appunto incontro di mezzogiorno e mezza, con il pranzo ancora da decidere, ancora da affrontare, ma con il Cagliari che invece è già arrivato a metà del suo percorso in questo 37esimo turno, e vedremo come interpreterà il resto della partita. Intanto è arrivato, come ha detto, anche il cambio per il Sassuolo
Sassuolo a uscire Missori per far posto a De Frel, che quindi a questo punto o ci aspettiamo un cambio di formazione da parte della squadra neroverde o un De Frel che andrà a interpretare il ruolo di esterno di centrocampo, quindi intenzioni sicuramente bellicose da parte di Ballardini, che tenta di mettere un uomo d'esperienza e con anche un discreto estro quando è in giornata sulla fascia per cercare di aiutare e coadiuvare le manovre offensive dei suoi in questi secondi 45 minuti. Quindi partita che qualche giro di lancetorsone è riniziata, quindi tra pochissimo andremo come sempre al nostro Vittorio Sanna per immergerci nel match, ma vi abbiamo anticipato due delle partite che si sono giocate nella scorsa appunto in questa giornata di Serie A che è iniziata venerdì. Abbiamo parlato anche della sconfitta del Lecce in casa contro l'Atalanta per 0-2, ma a soccombere in trasferta è stato anche il Milan, che nello scorso turno si è fatto scorpacciata del Cagliari con un risultato rotondissimo. Questa settimana invece è andata a perdere sul campo del Torino con un sonoro tra l'altro 3-1, con la squadra allenata che era riuscita a portarsi in triplo vantaggio sui rossoneri, che poi hanno provato a riaprire la partita con il gol nel corso del secondo tempo senza particolare fortuna, quindi con un successo granata che risulta veramente inaspettato per la formazione che in questo momento ricopre la seconda posizione in classifica, ovvero appunto il Milan. Ma dobbiamo dire, dopo l'Inter quest'anno davvero poche note positive. Possiamo parlare del Bologna che ha fatto un grande campionato, possiamo parlare dell'Atalanta, ma tanti i rammarichi per quanto riguarda soprattutto le squadre più prestigiose e che hanno maggior diciamo così lustro nel nostro torneo. Questo era un po' il racconto di quello che è già successo nei giorni scorsi, ma vi raccontiamo quello che sta succedendo adesso a Reggio Emilia, con il Cagliari che ha iniziato il secondo tempo all'attacco tentando di sfruttare un calcio d'angolo su una conclusione ribattuta da Deiola. Bello il contropiede del Sassuolo che ha provato a distendersi con Laurienté, che è andato forte a cercare la profondità con un dai e vai, anzi lanciandosi in modo autonomo, ma è stato ottimo Sulemana a coprire, a far rimbalzare la palla sul giocatore francese, ottenendo quindi anche la rimessa laterale. Questa una delle prime azioni della seconda parte di gara, che è iniziata veramente da pochissimo, ma che ci apprestiamo come sempre a vivere a 360 gradi, come se fossimo là, come se stessimo vivendo le emozioni di passeggiare insieme ai nostri beniamini in questa trasferta così importante. Allora andiamo subito a immergerci nel match con la cronaca di Vittorio Sanna. 3 minuti nel corso del secondo tempo, Cagliari che sta impostando, sempre 0-0 il punteggio, e Mina che ha il pallone in questo momento, anzi trattava di Sulemana, che dà adesso a Mina e da Mina a Dossena, avanza Dossena pronto a scavalcare la linea città del campo, porta il pallone, largo a sinistra c'è Augello e va proprio su di lui, in questo caso il nostro Dossena. Ancora lo scambio con il passaggio poi in profondità per Luvumbo subito protagonista, subito attivo, il tacco per liberare Augello, il cross all'interno con la palla allontanata all'interno dell'area di rigore, non si è visto nessuno, la palla quindi spazzata via. Ecco ancora una rimessa con le mani, Augello che se ne incarica all'altezza dei 20 metri, cerca ancora una volta Luvumbo che rende all'indietro per Augello, da questi a Deiola nuovamente all'indietro dove c'è Ieri Mina che può impostare, si ferma, va a sinistra ancora nella zona di Dossena che alza lo sguardo, cerca a sinistra ancora Augello, lo stop di Augello, il passaggio per Luvumbo che può crossare la palla all'interno, lunga per tutti, dall'altra parte può raccogliere ancora il Cagliari con Zappa che può andare al nuovo cross, pallone ancora alzato a campanile nella zona di Sulemana che colpisce di testa, ancora un colpo di testa a liberare, la palla fuori area toccata da Mina lateralmente per l'indietreggiare di Augello che può andare a prendersi il pallone e poterlo ancora porgere centralmente a Dossena, e il Cagliari a fare un po' la partita in questo frangente col pallone che ritorna da Mina che è attaccato nella circostanza, quindi è costretto a indietreggiare, era Pinamonti in questo caso che gli portava un po' di fastidio, la palla ritorna nella zona di Dossena che può dare in verticale per Deiola per Luvumbo, il tacco, lo scambio, la corsa di Luvumbo che va verso l'area, Luvumbo dentro l'area al sinistro, murato dall'intervento di Ferrari che va a deviare in calcio d'angolo, ha ritardato il tiro Luvumbo, alla fine non sapeva cosa fare, ha guardato al centro, ha capito un po' se poteva
dare al centro, l'esitazione, gli è costata anche la possibilità del tiro, la palla ribattuta, Gaetano per Augello, il controllo di Augello, la palla ancora per Gaetano, dentro ancora per Luvumbo, il cross, ancora una deviazione, ancora calcio d'angolo, Luvumbo in campo, altra situazione, altra storia, altro mistero, perché Luvumbo non gioca titolare? Ecco l'angolo adesso da parte di Augello, 45 minuti comunque potrebbero bastare, la rincorsa di Augello per il cross all'interno dell'area, verso l'interno dell'area, il colpo di testa a liberare, il colpo di testa ancora da parte di Laurentier per l'arrivo, in questo caso di Enrique che raccoglie il pallone lateralmente, imposta adesso per il Sassuolo, rallenta, lascia salire la squadra, la lascia posizionare e dà all'indietro per Consigli che va a cercare immediatamente al centro del campo un suo compagno, si tratta per la precisione del solito Diog, poi ancora la palla che viene fatta giocare, anzi trattava precedentemente di Racic, il pallone ancora giocato dalla retroguardia del Sassuolo, col pallone che viene allargato a destra nella zona di Tre Soldi che poi dà al di là della linea del campo, break da parte di Augello che ruba palla, cerca immediatamente Gaetano, il colpo di tacco per la Padula, forse in fuorigioco, la Padula al limite dell'area, il pallone per Nandez, si fischia il fuorigioco di la Padula. Io continuo a dire che non capisco questo amore infinito per Gianluca Lapadula, che ha avuto tantissime occasioni per poter dimostrare il suo valore e anche stavolta casca nel fuorigioco, come capita molto spesso sul colpo di tacco di Gaetano, scarsa attenzione e ancora una volta calcio di punizione per il Sassuolo. Siamo al 7° minuto al secondo tempo, sempre punteggio di 0-0 tra Sassuolo e Cagliari, lì nello studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Per avere più acqua calda in casa tua, scegli uno scaldacqua ad alta efficienza Energit. Per un anno i consumi li paghiamo noi con la fornitura di energia. Scopri di più su energit.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta alla Corte del Sole per seguire questo Sassuolo Cagliari, risultato ancora sullo 0-0, si sta combattendo parecchio in mezzo al campo, c'è stato anche un po' di nervosismo da parte di Pinamonti nei confronti di Dossene. Qualche minuto or sono è arrivato anche il primo giallo del match per un fallaccio di Torsvert ai danni di De Jola, che è stato punito quindi con l'ammonizione. Adesso andremo nei prossimi minuti a raccontarvi meglio il fallo e vedere un po' l'efficacia, l'impotenza
di De Jola nel subire appunto questo intervento duro da parte degli avversari. Il fallo è sia di Matteus Henrique che di Thorstvedt, ma forse è stato punito Thorstvedt perché è andato in scivolata una volta che De Jola stava già cadendo, rischiando anche di fare male al numero 14 del Cagliari, ma Thorstvedt lo ricordiamo dalla gara d'andata per i denti in meno e per un po' di nervosismo che c'era, un po' anzi è riduttivo il nervosismo della gara di andata che c'era stato, e quindi ce lo aspettavamo da parte sua il cartellino giallo, Franci. Assolutamente sì, adesso mi ha ricordato l'andata, era stata una partita da cardiopalma, non so se ti ricordi, sì. E secondo me per come si sta animando anche questa di oggi non sarà da meno. Sì, una partita che sta salendo soprattutto dal punto di vista emotivo dei protagonisti in campo, nel tentativo di andare a offendere gli avversari nel modo più efficace possibile. Ci ha provato qualche minuto fa De Jola in modo infelice sull'out di sinistra, servito un 1-2, ha provato ad andare al cross con il piede debole, ovvero il mancino, ma non c'è stato effettivamente una conclusione verso lo specchio, anzi il cross è risultato sballato e fuori da qualsiasi percezione, qualsiasi possibilità di essere accolto da uno dei suoi compagni. Qualche minuto or sono intanto si è fermato Racic, che con l'arbitro che ha mimato il gesto della testa, quindi probabilmente un colpo preso dal giocatore della squadra di casa, ma con una squadra di casa che come abbiamo detto con l'ingresso di De Frel avrebbe potuto cambiare. Così è stato, perché c'è stato il passaggio del modulo dal 3-5-2 al 4-2-3-1 e quindi con una formazione di Ballardini decisamente differente, che sta andando a interpretare la partita in questa seconda metà con 3 trequartisti, quindi con un approccio sicuramente più offensivo. Uscirà Racic, almeno negli ultimi minuti l'abbiamo visto andare verso fuori dal campo, vedremo chi sarà selezionato per sostituire il mediano della squadra emiliana, ve lo diremo tra pochissimo in questo Sì. In questa partita. Fuori Racic e dentro Obiang, fuori Thorstvedt e dentro Bolocca, anzi al contrario, è fuori anche Thorstvedt ammonito, quindi non vuole rischiare nulla Ballardini, che quindi inserisce Bolocca, che è più un mediano, ma anche Obiang è un mediano effettivamente, al posto di un mediano e un trequartista, quindi vedremo un po' anche come si sistemerà la formazione di Ballardini dopo queste scelte. Per quanto riguarda i sostituti, bene, pensate un po' che il Sassuolo ha già effettuato ben 4 cambi, uno nel corso del primo tempo a causa dell'infortunio di Erlich, a cui è sopraggiunto Kumbulla, mentre ha cambiato anche nella metà, quindi nell'intervallo, con l'uscita di Missori per l'entrata di De Frel, e infine cambia con un doppio cambio dopo neanche un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo, con i due che sono usciti, sono i due mediano e un trequartista, Thorstvedt e Racic, per far entrare invece due mediani che sono Bolocca e Obiang. Queste le scelte del tecnico della squadra di casa oggi, mentre il Cagliari ha provato a far male al Sassuolo in contropiede dopo un angolo battuto malissimo dalla formazione nero-verde. Velocissimo il lancio in avanti a cercare Luvumbo, che ha dato a Hernandez, il tentativo dell'uruguaiano per servire al centro la Padula, però è stato infelice ed è stato intercettato dalla difesa della squadra di casa, che poi è riuscita a ottenere anche una rimessa laterale. Peccato, perché questo era un contropiede da sfruttare meglio, Franci. Sì, assolutamente una bellissima occasione e soprattutto un ottimo passaggio quello di Hernandez per la Padula, ma non è finito come volevamo, e direi che come qua nella nostra diretta è tempo di cambi anche per noi. La Padula forse è il momento di uscire. Vedremo sì, se sarà lui a uscire, vedremo se sarà Pavoletti a entrare o Petagna, perché c'è anche Petagna tra gli uomini disponibili. Sono tutti disponibili oggi gli attaccanti di Ranieri, sì. Intanto qualche minuto fa, prima conclusione nello specchio della porta da parte del Cagliari, azione niente male con Gaetano che ha servito la Padula bene. Peccato che il giocatore peruviano non sia riuscito a stoppare o andare direttamente per il tiro in maniera rapida, ha dovuto lasciare indietro a Zappa, che è arrivato in tutta corsa, ha calciato molto forte un pallone rasoterra ma troppo centrale, che per impensierire Consigli, che è andato a bloccarlo stendendosi sul suo lato destro, e quindi primo però tiro dello specchio da parte del Cagliari, primi guanti sporchi per Consigli, così si dice in termine calcistico, Franci. primo tiro, prime speranze che ce ne siano altri che saranno
ancora migliori di questo. Sì, dobbiamo, come detto anche nel primo tempo, dobbiamo essere maggiormente cinici, perché poi in questo secondo con l'entrata di Luvumbo c'è molto più dinamismo, molta più voglia di attaccare le seconde palle, con la consapevolezza che ogni palla rubata poi può risultare letale per la difesa avversaria, e conseguentemente a ciò, con un giocatore del genere è giusto impostare una partita con grandi ripartenze, come sta venendo fatto, cercando di sfruttare gli uomini più offensivi, anche se purtroppo anche il Sassuolo ha previsto abbastanza questa possibilità, andando a lasciare più libero la Padula quando c'è da ripartire rispetto all'Ovumbo, e quindi andando a limitare le possibilità di ripartenza rapida da parte del Cagliari. Altro tentativo qualche minuto or sono, palla al lato, ma forse c'è stata una deviazione di un giocatore proprio del Cagliari stesso, perché non mi è sembrato un tiro troppo pulito, Franci. Sinceramente non l'ho visto, però comunque era un'occasione che ha messo paura al Sassuolo, visto anche alcune facce che stanno avendo paura, perché il Cagliari in questo momento sta attaccando più del Sassuolo. Sì, più che altro sta riuscendo a essere più veloce come si dice? Esatto. Si sta muovendo molto, molto meglio e sta tenendo appunto un equilibrio di squadra maggiore del Sassuolo in questo momento. Ottimo, Franci. Sassuolo che quindi in questo frangente di gara deve cercare di coprirsi maggiormente. Speriamo non lo riesca a fare bene, speriamo che il Cagliari possa approfittarne di questa maggiore pressione per andare a siglare un gol che sarebbe fondamentale. Noi come sempre lo aspettiamo e ce lo auguriamo, ma vedremo se sarà così o meno. Intanto qualche minuto fa arriva anche il primo giallo per quanto riguarda la formazione rossoblù. Ad essere ammonito è il capitano De Iola, fallo giustissimo, fallo tattico con la ripartenza di Mateus Enrique lanciato, ma De Iola qua spende il suo cartellino giallo giornaliero, e lo spende bene perché va a fermare il numero 7 in una situazione davvero davvero rischiosa. Anche da questo atteggiamento bisogna ripartire dal fatto di voler giocare quasi in modo anche baschettistica, sapendo di poter sfruttare le proprie occasioni per cercare in tutti i modi di rendere inefficace la formazione avversaria che non sta trovando l'ago della bilancia. Infatti qualche minuto or sono abbiamo visto un ennesimo cambio, forse invece in realtà per un problema fisico, vedremo un po'. Adesso avremo anche i nomi degli interpreti che sono stati scelti. Se non ho sbagliato nell'interpretazione dovrebbe essere invece uscito Tresoldi per fare entrare Pedersen, ma vi diamo conferma appena ne abbiamo la certezza. Le facce interessate mi sembravano quelle, quindi molto probabilmente è stato proprio così, ve lo confermiamo. Quindi passaggio completo con la difesa 4 da parte del Sassuolo, mentre Ballardini inizialmente aveva scelto di mantenere Tresoldi in campo nonostante il passaggio a 4, e quindi Sassuolo che utilizza anche l'ultima delle sue sostituzioni per cercare di smuovere una partita che in questo secondo tempo sta venendo affrontata in maniera migliore dal Cagliari, dobbiamo dire, in questi primi minuti, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento e anche delle risorse da poter sfruttare, perché con delle ripartenze che si possono sviluppare con questa velocità c'è sicuramente un'arma in più nell'arsenale degli uomini di Ranieri. Noi siamo pronti per andare a vivere le emozioni dello stadio del Sassuolo, e allora lo andiamo a fare trasferendoci con la mente e con il cuore attraverso la cronaca di Vittorio Sanna. Ennesimo contropiede che non si realizza per il Cagliari, il recupero da parte del Sassuolo con Suleimana, che è un lottatore straordinario e non concede mezzo metro. Grandissima partita del giovane centrocampista del Cagliari, io non oso assolutamente nascondermi, penso sia in assoluto il migliore in campo. Pallone portato avanti ora della squadra emiliana con tocco per Obiang che si volta, porta avanti il pallone. Sono cambiati tanti i giocatori del Sassuolo perché ha operato tutti e 5 i cambi, il Cagliari invece uno solo, c'è l'ingresso di Luvumbo al posto di Shomurodov. Avanza ancora Ferrari, la palla a sinistra dove c'è il tentativo di partire ancora da parte della squadra del Sassuolo col pallone all'indietro in direzione di Ferrari che va in verticale sul punta più avanzata, si tratta chiaramente di Pinamonti, pallone neutralizzato e Cagliari che quella volta esce palla al piede con il lancio lungo alla ricerca di Lapadula, che 8 giorni in fuorigioco, vola via, entra in aria, viene esteso, ma era nettamente in fuorigioco e quindi sarà calcio di punizione in favore del Cagliari. Scusate se non mi emoziono, ma era talmente evidente il fuorigioco che mi sembrava anche del tutto inutile continuare ad andare a raccontare quasi la partita con lo scatto di Lapadula che poi è andato giù dentro l'area
nel contrasto con l'avversario, ma è partito nettamente in posizione irregolare, anche se c'era un giocatore nella parte destra che poteva sembrare vicino alla posizione stessa di Lapadula. Pallone però davanti, ma non si guarda mai. Una cosa che noto è che Lapadula non guarda mai la linea dei difensori. Nel frattempo girata avanti da parte della squadra di casa col pallone che viene ribattuto, recuperato ancora e giocato centralmente nella zona di Ferrari. Avanza Ferrari, largo a sinistra, riceve ancora un giocatore del Sassuolo, non è Pedersen, è entrato in campo, ma mi pare sia Laurentier che attacca nel settore di sinistra il duello con Mina, la palla riesce a darla nuovamente all'indietro per Obiang, il cross all'interno è troppo lungo per Pinamonti, non è nella strada di De Frel, può intervenire senza particolari problemi Scuffetti. Il risultato rimane solo 0-0 col Cagliari che ha fatto un solo cambio e che forse a questo punto dovrebbe tentare di smuovere un po' la situazione. Ci sono Viola in panchina, c'è lo Pavoletti, c'è Petagna, stanno scaldando un po' tutti. Il retropassaggio per Scuffetti, il rilancio lungo centrale, il colpo di testa in ribattuta con il Sassuolo che ancora una volta può impostare, il passaggio centrale per Obiang dentro, il tocco ancora per l'avanzare a destra di Pedersen nel duello con Augello, ancora Pedersen, effettua il cross dentro l'area, la mezza rovesciata e il pallone che passa al lato alla sinistra del portiere. Non giochiamo con il fuoco, cerchiamo di fare qualcosa anche noi che non siamo assolutamente gli agenti di nessun giocatore, dobbiamo tentare di mettere i giocatori che abbiamo anche in panchina per tentare di giocare di squadra e non di giocare per le individualità. Ed ecco i cambi, Viola in campo al posto, vediamo un po', credo di Gaetano, e Prati in campo, vedremo tra poco, al posto di Deiola, suppongo, per effetto del cartellino giallo. Quindi Gaetano che lascia il posto a Viola, e qui c'è il cambio veramente con il trequartista vero, in coppia peraltro con Lapadula, suo amico, e vedremo se potrà essere utile anche per Lapadula, e poi l'altro, l'ingresso di Prati al posto di Deiola. Perdiamo qualcosa in combattività ma guadagniamo in geometrie e anche in tecnica con i due giocatori che stanno entrando in questo momento. Nel frattempo Suleimana si è levato il trasei di carta che aveva intorno al Parastinco, ma non ci sono problemi per lui, quindi i due cambi si stanno realizzando e quando siamo al 22esimo minuto non è cambiato il risultato, sempre Sassuolo 0 Cagliari 0, come avevo detto esce Deiola per fare posto a Prati, lì nello studio. Sì, quindi queste le decisioni di Ranieri che cerca di trovare un'alternativa alle scelte invece fatte da Ballardini, che è andato a effettuare già tutte quante le sostituzioni per quanto riguarda questa partita, appunto queste 5 possibilità che ha avuto. Noi ci prendiamo un attimino di pausa ma poi torniamo subito per continuare a commentare questo match tra Sassuolo e Cagliari. Il tuo impianto ha deciso di abbandonarti sul più bello. Scegli i professionisti di Il Salvavita. Impianti elettrici, TV SAT, a circuito chiuso, videocitofoni, automazione cancelli, antifurto e tantissimo altro. Inoltre preventivi gratuiti e assistenza pre e post vendita. Il Salvavita, via Oslo 5 a Semini, 335 81 444 54. ilsalvavita.it. È la stagione perfetta per mettere a frutto il tuo pollice verde. Casu Antonino inaugura l'esposizione di mezzi e attrezzature agricole. Casu Antonino, dettaglio ed ingrosso di vernici e pitture murali, materiali edili da costruzione e pellet di ottima qualità, con sconti importanti per operatori del settore, sopralluoghi gratuiti in cantiere e finanziamento lavori, trasporti in tutta la Sardegna. Casu Antonino SRL è a Guspini nella zona industriale. Serietà e professionalità. Responsabile vendita Matteo 345 35 28 950. Cerchi un'auto? Vieni da Litterauto. Da quasi 50 anni da padre in figlia ti assicura un acquisto garantito. Finanziamenti personalizzati, agenzia assicurativa e auto nuove o usate di qualsiasi marca garantite da quasi 50 anni di serietà e professionalità. Litterauto di Simona Littera a Villa Sor in via Felice Serra 66. Seguici anche sui social. Presentati a nome di Radio Super Sound per approfittare di uno sconto speciale. Occhiale completo a partire da €24,90. Occhiale progressivo a partire da €149,90. Lenti a contatto mensili a €3. Giornaliere a €12. Promo così le vedi solo da Ottica Averna. A Decimo Mannu in via Nazionale 52B 070 64 94 796. Il gusto pieno della vista.
In una giungla di proposte, scegli i grandi professionisti. Benvenuto allo Sportello Energia a Guspini, in via Matteotti 144. Troviamo insieme la fornitura giusta su misura per i tuoi consumi. Con soluzioni personalizzate offriamo forniture luce e gas a prezzi convenienti, con nuove attivazioni, posa contatori, volture e subentri. Inoltre, scopri il fotovoltaico residenziale finanziato a zero anticipo, a partire da soli 110 euro al mese. Azzeriamo insieme la tua bolletta e non dimenticare di valutare con noi la connessione internet fibra, adatta sia per la casa che per le aziende. Passa dallo Sportello Energia a Guspini, la sicurezza di affidarsi ai professionisti. Per tutti gli operatori del gusto c'è Horeca Line SRL, da sempre simbolo di affidabilità e qualità. Una vasta selezione di prodotti con vendita all'ingrosso e al dettaglio e un servizio di consegna rapida e affidabile. Ci troviamo nella zona industriale di Guspini. Contattaci allo 070 59 28 256. Horeca Line SRL. Sceglici con fiducia. Da McCaffè, dal 13 al 26 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 70 centesimi, cappuccino a €1. E non è finita. Scarica l'app per altre fantastiche offerte. Promozioni valide nei ristoranti aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi. Gelateria Il Chicco, caffetteria per colazioni ricche di gusto, cremosi gelati artigianali su una cialda croccante, anche per vegani e intolleranti al lattosio, squisiti frappè, frullati e macedonie per una merenda leggera, torte, semifreddi, crostate e coppe per far felici tutti i palati. Il Chicco rende speciale ogni momento. Ad Oristano in via Cagliari 77 con locale climatizzato 0783 21 71 06, aperto con orario continuato dalle 8 a mezzanotte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario Dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Matteo Prati è l'1-0 del Cagliari, che quindi va in vantaggio sul Sassuolo. Azione davvero confusa da parte della formazione rossoblu, che si è ritrovata la palla in aria più volte ribattuta dal muro nero-verde. Fa il pallone che finalmente è arrivato a Prati, che da dietro con il mancino ha infilato un Consigli incolpevole su questa situazione, portando in vantaggio il Cagliari, e quindi squadra rossoblu che prende il vantaggio in questo secondo tempo e ora deve mantenerlo con le unghie e con i denti per portare a casa questi 3 punti fondamentali. Se si riuscisse addirittura a raddoppiarlo sarebbe anche una situazione ancora migliore, Franci.
Sì, un punto fondamentale soprattutto per prendere più sicurezza e agire ancora così come stavano facendo, con la forza e con la giusta determinazione, per poi arrivare appunto a quanto appena successo. Buono così. Sì, tra l'altro ci hanno fatto vedere poi successivamente un offside che non c'entrava niente con il gol, ci siamo spaventati, ma fortunatamente era sull'azione di Lapadula di cui parlavamo in precedenza, di cui Vittorio aveva giustamente messo in evidenza quanto fosse esageratamente in fuorigioco il numero 9 della formazione isolana. Cagliari che quindi passa in vantaggio con la rete di Prati è entrato in questo secondo tempo al posto di De Jola, ancora una volta un subentrante che va a segno per quanto riguarda la formazione di Ranieri. Prati che tra l'altro ha trovato anche il suo primo gol in Serie A, perché ne aveva fatto un altro sempre con il Cagliari che gli era stato annullato per una posizione di fuorigioco, ma vi raccontiamo meglio il gol. Cross di Viola nel centro dell'area, palla che sta ribattuta, un primo tentativo di Lapadula, poi Dossena a cercare di ribattere, palla ancora una volta ribattuta, e poi Sfera che è arrivata alla mercé di Prati, che è riuscito con un piattone sinistro a piazzare il pallone e a portare quindi in vantaggio i rossoblù. Ci scrive Luigi: c'è Prati è incredibilmente sorpreso, ma hai visto quando si lotta, anche chi non ha mai riuscito a trovare la sua realizzazione in questo campionato può arrivare al gol, ce l'ha fatta proprio il centrocampista del Cagliari, che ha siglato il vantaggio qualche minuto or sono. Noi naturalmente seguiremo con trepidazione questi minuti che mancano di una partita che si fa sempre più accesa, con sempre più scontri tra i giocatori. È arrivato un altro giallo per il Cagliari dopo quello di De Jola, che poi successivamente è uscito dal campo, giallo per Dossena, che salterà quindi la partita con la Fiorentina perché è diffidato. Giallo che è arrivato per una manata in faccia a Pinamonti. Forse esagerato questo provvedimento da parte dell'arbitro, anche per come ha arbitrato nel corso della partita. Un cartellino giallo che forse non ci stava. Poteva evitare. Sì, ma hai ragione Franci, forse si poteva evitare questa punizione, però effettivamente il fallo c'è stato, ma il giallo sembrava un po' troppo nei confronti del difensore del Cagliari. Vedremo come continuerà la sua partita in quello che manca. Cagliari che vi ricordo ha effettuato 3 cambi fino a questo momento. È uscito nel corso dell'intervallo Shomurodov per far posto a Luvumbo, che era stato inizialmente escluso dall'unici titolare con parecchio scetticismo, e poi è entrato insieme in 2 Viola e Prati, appunto l'autore del gol, che hanno preso il posto di De Jola ammonito e di Gaetano, oggi non nella sua migliore uscita, dobbiamo dire. Ha lasciato parecchio a desiderare anche in questa prestazione, purtroppo, il giocatore numero 70, ma comunque diciamo che chi è entrato al posto suo poi ha confezionato il gol, Franci. Esatto, sì, l'importante è questo, direi, no? Sì, poi è stato tra l'altro Viola che ha messo al centro la palla, e Prati, che è l'altro che è entrato nello stesso momento, che ha siglato il gol che per ora recita l'1-0 del Cagliari sul campo del Sassuolo. Ma c'è ancora da combattere tantissimo in questo finale, con tutte le forze che si hanno per cercare di portare a casa questo risultato, che vorrebbe dire davvero il mondo per quanto riguarda gli uomini oggi impegnati in campo, e anche gli uomini che li hanno seguiti in questa trasferta, perché ogni volta che si inquadra la curva di quello che dovrebbe essere lo stadio del Sassuolo sembra di essere veramente in casa, con una intera tribuna gremita di maglie rossoblù pronte a sostenere gli isolani. È un'emozione ogni volta, Franci, quando lo inquadrano. Sì, davvero, come abbiamo detto all'inizio, è davvero qualcosa di emozionante vedere tutti questi tifosi che, nonostante il tutto, il tempo, lo spazio, sono riusciti a trasportarsi proprio con la squadra. E tra l'altro, come ha detto Vittorio, si sentono tantissimo i loro cori, quindi sicuramente la squadra è carica, come se fosse proprio all'Unipol Domus, e sta rendendo secondo me anche per questo. Sì, come sempre numerosi e rumorosi, e noi andiamo a seguire le emozioni di questa partita tra Sassuolo e Cagliari con la cronaca di Vittorio Sanna. No, abbiamo problema tecnico nuovamente, adesso riusciamo a ristabilire la connessione con il nostro Vittorio, e quindi a farvi vivere le emozioni e quello che si sta giocando in questa domenica, in questa partita tra Sassuolo e Cagliari, che sta andando sempre più avanti, con il Cagliari che qualche minuto or sono, come vi abbiamo detto, è riuscito a passare in vantaggio con il gol di Prati. Ma andiamo a vedere la parità con Vittorio.
È rimasto a terra Dossena in uno scontro con Pinamonti, l'ennesimo scontro con Pinamonti, quindi calcio di punizione in favore del Cagliari, quando mancano 11 minuti più recupero alla fine della partita. Altro calcio di punizione per Viola, dal suo calcio di punizione è nato il gol del vantaggio del Cagliari, vedremo se anche stavolta da questo cross può nascere qualcosa. Parte Viola, il cross all'interno, il colpo di testa a prolungare, dall'altra parte la Padula fa da sponda, Mina non ci arriva, pallone allontanato e messo fuori con Enrique che va a lanciare, ma c'è il colpo di testa in ribattuta, altro colpo di testa, va Luvumbo sulla palla, di testa prolunga sulla Padula, il colpo di testa di Ferrari, la palla messa giù dal Sassuolo che tenta di ripartire nel settore di sinistra con Larinte, pallone Porto nella zona centrale dove c'è l'accelerazione in questo caso del giocatore numero 24 Boloca, ancora il Cagliari che però chiude molto bene nel settore di destra con Zappa che dà all'indietro per Sulemana che rilancia col sinistro centralmente, c'è il colpo di testa di Pedersen, ancora un colpo di testa, nuovamente Pedersen che ribatte, pallone che si impenna con l'intervento irregolare di Obiang, il calcio di punizione in favore del Cagliari, colpo al volto per Viola e quindi calcio di punizione per la squadra rossoblù con Obiang che allarga le braccia, ma dobbiamo dire gomitata evidente ai danni di Viola, ha allungato il braccio per non farlo saltare e quindi calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, con Viola che immediatamente è andato a prendere il pallino del gioco, quel che non è riuscito a fare Gaetano nel corso del primo tempo, e Viola che è diventato il leader della squadra, la sua punizione è andato in là, ma ancora adesso procura le punizioni con la facilità che gli altri non riescono ad avere. E Mina pronto alla battuta, a suo fianco c'è anche Dossena, la lunga rincorsa di Jerry Mina per battere questo pallone, calcia verso il settore di destra dove c'è Largo Zappa, il colpo di testa in ribattuta, il pallone è poi ancora crossato verso la Padula che prolunga alle sue spalle, ancora un colpo di testa in ribattuta, insiste il Cagliari, nuovamente Zappa, altro cross che viene probabilmente deviato, infatti finisce in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari al minuto numero 81, al 36esimo minuto, con i tifosi del Cagliari che fanno festa, sono uno spettacolo straordinario qui a Reggio Emilia, la curva cagliaritana che si sente in ogni settore del campo, angolo per il Cagliari proprio sotto la curva rossoblù e Viola che va a battere, 82esimo minuto che è iniziato, la rincorsa di Viola, potrebbe nascere qui il secondo gol, pronto Viola, parte il suo cross, pallone all'interno, il colpo di testa a liberare con la palla che finisce direttamente in fallo laterale, rimesso in gioco e ancora per il Cagliari, è rimasto a terra però Pinamonti, gioco quindi che viene interrotto per soccorrere il giocatore del Sassuolo e Linea che torna allo studio. E quindi ci apprestiamo a vivere questi minuti finali tra Sassuolo e Cagliari che saranno sicuramente con il cardiopalma per quanto riguarda le due formazioni, con Pinamonti che, se non ho visto male precedentemente, è stato anche ammonito sul confronto con Dossena, sul fallo che poi ha raccontato in quanto riguarda la punizione Vittorio, munizione quindi anche per l'attaccante del Sassuolo, stanno beccando parecchio con Dossena, qua è rimasto a terra per un contatto, forse un pestone che c'è stato all'interno dell'area, ma niente di troppo preoccupante. Diciamo che non si vogliono per niente bene i due interpreti che oggi stanno dando battaglia in questa domenica valida per la 37esima giornata di Serie A. Ogni volta che si inquadra la curva è veramente un colpo d'occhio incredibile. Parliamo un po' della Serie A e di come si svolgerà in questo anzi nel continuo della sua giornata tra oggi e domani. Abbiamo le partite delle tre che interessano da vicino il Cagliari, perché verranno disputate da due delle concorrenti per la salvezza. Monza Frosinone e Udinese Empoli si giocheranno in contemporanea. Alle 18 la sfida della capolista Inter che in casa se la vedrà contro la Lazio, mentre alle 20:45 si disputerà il match tra Roma e Genoa che concluderà quindi la domenica sportiva valida per questa penultima giornata di campionato, che però non si concluderà del tutto perché riscenderà in campo con due appuntamenti lunedì, uno tra Salernitana e Verona alle 18:30 e l'altro tra Bologna e Juventus alle 20:45, in una partita che mai come in quest'anno è stata indirizzata in favore del Bologna, vista anche la condizione non ottimale a livello mentale da parte dei giocatori della Juventus dopo l'esonero di Allegri. Tra l'altro abbiamo visto anche tanta solidarietà sui social nei confronti dell'allenatore che è stato sulla panchina della squadra
piemontese per tanti anni da parte dei suoi giocatori, forse da parte degli stessi che secondo qualcuni stavano remando contro il condottiero della formazione appunto bianconera. Questo è un po' il riassunto per quanto riguarda il resto della 37esima giornata che si giocherà in questo weekend, ma che Sassuolo e Cagliari continuano a darsi un'incredibile battaglia uno contro l'altro. Cade tutta la tensione qua in studio e qualche minuto fa Pinamonti ancora protagonista di un fallo per fermare la ripartenza di Nandez, che stava uscendo veramente molto bene dopo aver intercettato, no, mi sono sbagliato, non era Pinamonti, era il numero 24 che è Bolocca, scusate, per quanto riguarda l'azione che vi abbiamo raccontato di qualche minuto fa. Com'è l'umore sulla chat di YouTube, Franci? Sono carichissimi, proprio come i tifosi che vediamo nelle riprese qua in televisione, e aspettano con questi minuti, c'è tanta ansia, tanta tensione, e scrivono: dai Cagliari ce la faremo. Dobbiamo cercare e continuare a sostenere i nostri colori fino alla fine, fino a che non sarà decretato il fischio finale, ma speriamo che la formazione di Ranieri possa trovare un'altra rete nei minuti che mancano per allontanarsi ancora di più dalla squadra nero-verde allenata da Ballardini. Saranno minuti importantissimi, e tra l'altro ci sarà un recupero che sarà infinito, lo sappiamo già, perché il gol del Cagliari, già solo per il gol l'arbitro si è girato verso il quarto uomo e ha dichiarato 2 minuti suppletivi, più ci sono stati tanti infortuni, tanta gente che ha avuto bisogno del medico, e quindi partita spezzettata che vivrà di un recupero assolutamente prolungato, e ci aspettiamo quindi che Doveri si indirizzi verso questa soluzione. Sembrerebbe pronto un cambio per il Cagliari, perché Nandez non ce la fa più a continuare la sua partita, e allora sarà Aubert a prendere il suo posto, e vedremo è stato sostituito Augello qualche minuto or sono per Aubert, quindi un giocatore maggiormente difensivo al posto di Augello, con Nandez che ha fatto anche gesti un po' eloquenti all'indirizzo della panchina. Franci, cosa avrà voluto dire? Sì, a quanto pare non era contento del cambio, perché non era felicissimo dalla faccia e dal gesto che ha fatto, però vediamo, Aubert ultimamente stava giocando, aveva fatto anche l'ultima partita, quindi avrà preso sicuramente sicurezza con il campo e anche con i compagni, quindi speriamo che faccia il suo meglio. Ce l'auguriamo. Forse Nandez si stava lamentando forse con l'arbitro per qualcosa che magari gli ha detto, visto che ci ha messo un po' a rialzarsi dopo essere stato colpito dall'avversario. Non c'è stato il cambio per il giocatore uruguaiano, e conseguentemente a ciò forse era più una lamentela nei confronti del direttore di gara più che sulle scelte del suo mister in questo finale di partita che il Cagliari deve affrontare con la giusta verve, con la giusta concentrazione, per cercare di tenere lontano il Sassuolo dalla propria porta, evitare di chiudersi, per far sì che la squadra invece padrona di casa possa salire, e conseguentemente a ciò ci vuole un atteggiamento da squadra convinta dei propri mezzi nel raggiungere questo obiettivo, che sarebbe davvero fondamentale per gli uomini di Ranieri in questa domenica, la 37esima giornata che sta continuando ad andare. Qualche minuto fa occasionissima per il 2-0 del Cagliari, Nandez sovraumano, resiste a 72 persone che gli vanno contro a cercare di prendergli il pallone, serve al centro un altro pallone facile da imbucare per uno dei giocatori che si sarebbe inserito, si è inserito sulle mani, ha strozzato troppo il destro e la palla è terminata fuori, quindi non inquadrando lo specchio della porta, ma rigore in movimento per il Cagliari che era vicinissimo al 2-0. A Franci, un sussulto. Mannaggia, appena l'ho visto ho detto mannaggia, questo è stato il mio commento, perché in questi minuti fondamentali un'azione del genere avrebbe sicuramente confermato il risultato, e invece ancora un po' di ansietta ci accompagna. Sì, ci voleva la conferma di Suleiman, ci voleva un tiro maggiormente indirizzato verso la porta per chiudere il discorso e portare il risultato sul 2-0, ma ci sono ancora minuti per raggiungere questa condizione. Speriamo che il Cagliari abbia le forze, abbia la voglia di trovare quindi questo raddoppio, che sarebbe fondamentale intanto sull'azione pericolosa del Sassuolo successivamente. Cagliari che è stato bravo a rilanciare con un solo lancio a Aubert, si è arrivati direttamente a Luvumbo che ha cercato di scattare in avanti, andando a dare problemi alla retroguardia della formazione neroverde. Tanta attesa, tanto gioco spezzettato in questo finale di gara, con anche tanti giocatori del Cagliari a terra, dobbiamo dirlo, perché sono
stati addirittura in 2 quelli colpiti da crampi nell'azione precedente. Intanto abbiamo avuto modo di riapprezzare l'ottimo lavoro di Nandez, che sulla fascia è andata tu per tu col Doig, l'ha superato con un tacco facile per poi servire Sulemana, che però qua veramente è andato sul primo palo con l'arrivo dell'avversario. Forse non era semplice come ci sembrava in presa diretta, ma comunque una soluzione che pareva veramente non troppo difficoltosa da indirizzare verso la porta. Intanto arriva anche l'ultimo cambio per il Cagliari, che qualche minuto fa effettua la quinta sostituzione, fuori Nandez e dentro Di Pardo. Questa la scelta di Ranieri per i minuti conclusivi del match, in un recupero che, come vi abbiamo anticipato, sarà sicuramente lauto, sicuramente largo e ci impegnerà per tanti minuti. Nandez oggi non gli si può rimproverare niente, perché ha davvero dato tutto ancora una volta per questi colori, è andato a lottare su ogni pallone, è andato a cercare di fare del meglio per i suoi compagni per raggiungere l'obiettivo che Prati ha indirizzato con l'1-0 occorso nel corso del secondo tempo. Quindi queste sono le squadre conclusive che andranno a giocarsi gli ultimi minuti di gara dopo l'uscita anche di Nathan Nandez per Di Pardo, e allora noi siamo carichi, siamo pronti, non aspettavamo altro che andare a vivere questi minuti finali con la cronaca di Vittorio Sanna. Calcio di rigore per il Cagliari, con Kumbulla che si è fatto ingannare dalla Padula, ha colpito l'attaccante che è stato steso in area. Calcio di rigore per il Cagliari quando inizia il tempo di recupero, e qui si può chiudere il match. Lo scomposto intervento di Kumbulla, bravissima ad allargare il piede, in questo caso la Padula, e calcio di rigore che sta per battere la Padula. Era ieri Mina che si è portato sul discreto e che polemizza con la Padula, cosa che non deve assolutamente fare. Disdicevole quello che sta facendo ieri Mina in questo momento con la Padula, che prende la rincorsa per battere il calcio di rigore. C'è la stagione del Cagliari nel piede sinistro di Gianluca Lapadula, e anche per lui la voglia di dare un contributo che forse non è riuscito a dare. La rincorsa di Lapadula, 91esimo minuto della partita, tutto pronto per la battuta sotto la curva del Cagliari, pronto Gianluca Lapadula, ecco la sua rincorsa, il tiro, gol! Gianluca Lapadula si prende la soddisfazione di chiudere la stagione del Cagliari dando un contributo straordinario a questo successo. Il primo minuto di recupero è andato via, ne mancano 5 la salvezza, il Cagliari si è portato sul 2-0 e a firmare è stato uno dei giocatori che non sempre ha ottenuto il massimo, che anche nel calcio di rigore non è che abbia battuto il rigore della vita, perché è passato sotto il corpo di Consigli che l'aveva intuito, ma quel che conta è che il pallone è in rete e che il Cagliari è salvo. Gianluca Lapadula a realizzare il calcio di rigore che lui stesso si era procurato, e se in passato, l'anno scorso, Ranieri aveva pianto, si era esaltato, stavolta in modo composto sta accettando questo grande verdetto, la salvezza, che era l'obiettivo che il Cagliari si era posto, che era quello che era dovuto ai tifosi, perché chiaramente la salvezza questo pubblico se la meritava, il Cagliari la sta consegnando in questo match a Reggio Emilia. Mancano 4 minuti, il rigore di Lapadula ha messo tutto sul giusto piano. Vediamo di vivere questi ultimi minuti con la trepidazione, con il countdown che serve per arrivare alla conferma in Serie A. Parte Luvumbo nel settore di sinistra, accelera Luvumbo, si ferma, lascia attraversare in giro, subisce un bruttissimo fallo e ci sarà il calcio di punizione. Brutto fallo subito da Luvumbo, che per fortuna ha l'accortezza di saltare, e c'è il giallo e poi il rosso per Enrique che viene espulso nel Sassuolo, che perde la testa, probabilmente sta perdendo anche la Serie B, è andato prima a protestare, poi ha esagerato il giocatore del Sassuolo, che adesso lascia anche la squadra in 10. Rigore che ha cambiato notevolmente quello che erano i tempi di recupero, che sarebbero stati un'ansia straordinaria per noi.
e invece solamente un momento di nervosismo per il Sassuolo. È stato l'intervento di De Frey che aveva tolto peraltro il pallone in modo determinato, forse la protesta di di Mattias Enrique era legata proprio a questo fallo e viene espulso per questa protesta scomposta in merito all'intervento di De Frey, che era arrivato sul Luvumbo a togliere il pallone. 10 contro 11, il Sassuolo deve tentare di ridestarsi, ma da quando c'è in campo Viola il Cagliari è un leader di riferimento e ancora lui si è portato sul pallone per battere questo calcio in punizione, per trasmettere serenità alla squadra. 93 minuti e 45, Viola sul pallone, pronto alla battuta, gira intorno a se stesso, guarda su Padula, lo serve all'interno dell'area, tenta di voltarsi, la Padula cerca di andare via, ancora la Padula viene fermato dall'intervento di Kumbulla che recupera su di lui e manda in calcio d'angolo. Angolo quindi per il Cagliari quando mancano 2 minuti alla salvezza. 94esimo che è scoccato e adesso il calcio d'angolo che sta per battere alla destra del portiere Consigli. Tutto pronto con Viola che praticamente è con Luvumbo, uno vicino all'altro. Viola che vorrebbe servire Luvumbo per fare in modo che il pallone rimanga al Cagliari. Attaccato Luvumbo da Ferrari, Luvumbo lotta, arriva De Frey che manda in fallo laterale, la rimessa sarà per il Cagliari con Luvumbo che aizza il pubblico che è presente a Reggio Emilia e che sta accompagnando il Cagliari alla conferma in Serie A, che sta ulteriormente ricordando al Cagliari che questa salvezza è dovuta, è una cosa dovuta. È pronto Luvumbo, rimette in gioco il pallone nel settore di sinistra, il pallone ancora per Viola che protegge, gli viene tolta la palla, tenta di recuperare, non vi riesce, pallone recuperato invece il centrocampo dal Cagliari da Prati, Luvumbo dentro l'area e il sinistro, ancora il pallone deviato in calcio d'angolo e siamo all'ultimo minuto della partita col pubblico che è impazzito nella curva del Mapei Stadium. Luvumbo che è andato a prendersi il pallone, pronto a calciare verso l'interno dell'area, eccolo Luvumbo che lascia l'incarico in questo caso a Viola, pronto a battere verso l'interno dell'area. Luvumbo è sempre a fianco, Viola che sta per calciare, decide di prendere la rincorsa più consistente, parte il suo cross all'interno, il colpo di testa a spazzare, tenta di ripartire il Sassuolo, chiude Prati, manda in fallo laterale, 30 secondi ancora e il Cagliari sarà salvo, 2-0 sul campo del Sassuolo. Sparito il pallone, ma siamo in trasferta quindi non è causa nostra. La rimessa con le mani in favore dei neroverdi, pronti a battere con Prati che incita tutti i suoi alla massima attenzione. Prati che ha ottenuto il gol del vantaggio, rimessa laterale che non viene ancora battuta, Ranieri che si guarda intorno e tenta di capire che cosa sta succedendo, mentre raggiante il presidente Giulini sta sorridendo di fronte a quel che sta maturando sul campo. Tutto pronto con la rimessa laterale che sta per chiudere il match. Il Cagliari rimarrà in Serie A, rimesso in gioco il pallone, eccola la salvezza, il Cagliari conquista la salvezza e riconsegna alla Sardegna quello che era dovuto perché una Sardegna così vicina al Cagliari raramente si è vista, una Sardegna capace di accompagnare la squadra anche nei momenti più difficili, di essere capace di tollerare anche i momenti di buio brutti che il Cagliari ha proposto e l'ha accompagnata in quest'ultima partita, quasi si giocasse in casa, per ottenere quel successo che alla fine è arrivato, un successo, ripeto, dovuto al pubblico cagliaritano per quello che ha fatto in tutta la stagione, un successo conquistato nel secondo tempo quando nel Cagliari è entrato in particolare un leader, un giocatore di riferimento che è stato in mezzo al campo, colui che poi ha preso per mano la squadra, e cioè Viola. È stato lui che in qualche modo ha cambiato le sorti della partita, ha cambiato forse la mentalità del Cagliari, la serenità del Cagliari, perché è diventato lui il riferimento della squadra. La sua punizione che ha dato in là al gol di Prati, che è stato poi servito da terra da Dossena, e poi il risveglio di Lappadula che con Viola in campo, suo compare, praticamente è riuscito a conquistarsi il calcio di rigore per poi andare a trasformarlo, malgrado la tensione che gli abbia provocato Yerry Mina, che voleva battere lui e diventare protagonista in quel caso del calcio di rigore. Insomma, è finita bene, malgrado abbiamo dovuto soffrire anche in questa partita, è finita bene e ripeto, è quello che il pubblico sardo meritava dopo un anno in cui è stato vicinissimo anche durante gli allenamenti alla squadra cagliaritana. Assolutamente sì, una grandissima vittoria del Cagliari che quindi mantiene la Serie A anche per la prossima stagione, e quindi con questo 2-0 a Sassuolo ci confermiamo nel
nel massimo campionato anche per l'anno prossimo. Sassuolo che invece è condannato alla serie cadetta dopo il risultato sul campo di oggi, ma davvero siamo tutti sudati anche dentro lo studio. Una salvezza lottata fino all'ultimo, combattuta da tutti i tifosi, perché come ha detto bene la Vittorio, più di ogni altra cosa il Cagliari è stato supportato da un popolo che l'ha voluta, l'ha spinto fino all'ottenimento oggi in questo pomeriggio di Sassuolo. Vito, prossimo scontro con la Fiorentina, che a questo punto ci viviamo con tutta la calma del mondo, come non ci sembra vero. Sì, credo che sarà di venerdì sera, perché la Fiorentina poi giocherà il mercoledì successivo la sua partita in finale di Conference League, e quindi sarà facile ora permettere alla Fiorentina di poter giocare con ampio anticipo rispetto alle altre partite. Andremo a vedere insomma quello che succederà, ma quello che importa è che il Cagliari ha reso alla Sardegna quel che la Sardegna meritava, perché se c'era qualcuno che non meritava di retrocedere, non ha mai meritato di retrocedere, è il popolo rossoblu. Il popolo rossoblu sempre fedele a questa squadra, addirittura fedelissima anche nei momenti in cui magari qualche critica ai giocatori, la società, l'allenatore la meritava. Assolutamente sì, quindi al prossimo appuntamento che ancora non sappiamo, ma tenetevi aggiornati, perché noi quando gioca il Cagliari ci siamo. Io ringrazio Vittorio Ossana per essere stato qui con noi, per aver commentato fortunatamente questa grande giornata di sport per il Cagliari e per la sua permanenza in Serie A. Grazie a te Andrea, grazie a Francesca, e appuntamento a venerdì sera, secondo me è quasi certo. Ciao a tutti. E quindi ci risentiremo venerdì sera per commentare l'ultimo episodio, l'ultimo capitolo di questa stagione 2023-2024, fortunatamente leggendo, sapendo già il finale. Io ringrazio Francesca per essere stata qui con noi, è anche un po' emozionata Francesca in questo momento. Sì, vedevo le riprese di Ranieri che piange e mi sono emozionata anch'io. Molto belle, è un uomo d'altri tempi, è un uomo che riesce a conquistare i cuori di chiunque, portato in trionfo da Deiola, dal capitano Claudio Ranieri. Saluta i tanti che sono venuti a sostenere la squadra, e oggi è davvero una giornata di festa per il Cagliari e per la Sardegna, e noi non possiamo che esserne super soddisfatti. Noi ci sentiamo, ringrazio Francesca per essere stata qui con noi. L'appuntamento al prossimo match del Cagliari, appunto con la Fiorentina, per l'ultima giornata di campionato, e intanto io vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Per avere più fresco in casa tua, scegli un climatizzatore ad alta efficienza